Buongiorno, buongiorno a tutti, ai presenti e a tutti coloro che sono collegati in streaming con questa seconda giornata di questo modulo, di questo percorso formativo che Unioncamere Veneto ha organizzato a livello regionale, coinvolgendo un po' tutte le camere del Veneto. È un percorso che abbiamo messo in moto proprio per aiutare, per aggiornare, per dare indicazioni ai colleghi degli enti locali e degli enti terzi, ossia a tutta quella galassia di soggetti che sono coinvolti attorno al SUAP. SUAP, molti di voi, probabilmente alcuni di voi, già è venuto anche l'altro giorno a Padova, in cui Camera di Commercio Delta Lagunare, che ospita oggi questa seconda giornata, ha incontrato l'altro giorno i comuni dell'ambito Delta Lagunare per un momento così di aggiornamento interno. Oggi invece facciamo qualcosa di più ampio respiro e anche qualitativamente di qualità, ecco, nel senso che sappiamo tutti come la nuova disciplina della SCIA introdotta dal decreto legislativo 126 abbia scombussolato un po' i giochi, abbia rimesso in discussione certi presupposti sul come gestiamo i procedimenti amministrativi. Sappiamo che queste scelte poi hanno una forte ricaduta anche a livello di gestione del SUAP, nel senso SUAP è quella piattaforma tecnologica che abbiamo predisposto e messo a disposizione gratuitamente per tutti i comuni del Veneto e che è fortemente legata poi a quelle scelte di natura tecnico-giuridica che vengono fatte dove? A livello di tavolo di lavoro regionale, che sapete essere coordinato dalla Regione Veneto, dottoressa Darella Peron, che recepisce i cambiamenti normativi adeguando conseguentemente i procedimenti che immediatamente vengono recepiti dalla piattaforma che, ripeto, ribadisco, il sistema camerale ha messo a disposizione di tutti i comuni della Regione Veneto. Oggi il professor Marcello Fracanzani, alla mia sinistra, è il nostro tutor, è il nostro mentore che ci sta aiutando, ci sta seguendo in questo percorso di cambiamento, di aggiornamento normativo e adesso molto brevemente passo la parola in questo momento all'ingegner De Lucchi di Unioncamere Veneto che illustra brevemente un po' il progetto che Unioncamere Veneto ha messo in moto proprio per avviare questo aggiornamento a livello regionale. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Maurizio De Lucchi di Unioncamere del Veneto e mio il compito di inquadrare brevemente questa iniziativa all'interno di quel percorso di formazione a cui accennava il dottor Porzionato. Tutto nasce recentemente nell'agosto di quest'anno con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto e la Regione. Questo protocollo riguarda il potenziamento dell'operatività della rete degli sportelli unici attività produttive in Veneto al fine della riduzione dei tempi e della semplificazione e standardizzazione degli adempimenti per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa. Ecco, fra le varie modalità di attuazione di questo protocollo c'è anche quella di attivare iniziative di monitoraggio, informazione, promozione e formazione a cui si riferiscono le giornate di questo corso. Sempre nell'agosto la Regione ha approvato una delibera della Giunta con la quale approvava un progetto per la realizzazione di incontri formativi sui servizi digitali alle imprese. Eccoli qua. Questi sono gli incontri
che si attueranno nel corso del mese di ottobre, realizzati dall'Union Camere del Veneto con la collaborazione delle 5 Camere di Commercio del Veneto. Questi incontri sono di 2 tipi: il percorso formativo di cui questa giornata fa parte, di 5 giornate realizzate presso città diverse su argomenti diversi. Quella di oggi è la seconda parte della nuova disciplina SCIA, come da decreto legislativo 126/2016. La seconda parte invece del progetto approvato nella DGR riguarda l'identità digitale, cioè sono dei moduli che vengono ripetuti pari pari nelle 5 sedi camerali e che riguardano invece la CNS, la Carta Nazionale dei Servizi, lo SPID e il cassetto digitale per l'imprenditore. Ecco, questo per inquadrare un attimo l'iniziativa di oggi. Lascio la parola al professor Fracanzani. Grazie all'ingegnere De Lucchi, e allora adesso entriamo nel vivo dei lavori odierni e passo la parola al professor Fracanzani. Prego. Grazie per l'accoglienza, complimenti per la bellissima sede, grazie per le parole di benvenuto. Qui rischio anche di arrossire ed è contro i miei principi. Ringrazio i presenti, ringrazio e saluto coloro che sono in collegamento. Alcune comunicazioni di servizio. Mi è stato chiesto di fare un breve riassunto di quello che è stato detto ieri per iniziare, sia perché i primi 2 incontri sono un unico tema diviso in 2 giornate, sia perché chi non era potuto essere presente o collegato ieri possa utilmente capire quello che andiamo a dire oggi. Vi pregherei, come già detto ieri, lo ricordo, di gentilmente, se avete questioni, domande, di segnarle per 2 motivi. Uno, perché molto spesso quello che può essere una domanda viene spiegato nel proseguo. 2, perché poi raccogliamo le domande durante la pausa, che ieri è stata alle 11:15, quest'oggi sarà alle 11. Le raccogliamo e le mettiamo insieme e rispondiamo alla fine dei lavori. In questo modo chi non gli interessa le domande o ha già capito tutto è libero, chi invece ha posto le domande, non ha capito o comunque interessa sentire le risposte, resta. Diversamente non riusciamo a stare nei tempi e teniamo bloccate tutte le persone per le esigenze di qualcuno. La terza annotazione di servizio è che, a prescindere dalle domande che possono fare ovviamente quelli che sono in aula, e in ogni caso per tutta la durata del corso e fino a 30 giorni dalla fine dell'ultima lezione, resto fino al 28 novembre dell'anno corrente, è attivato un link, un indirizzo che dovrebbe essere in sovraimpressione. Lo possiamo, se schiaccio 4 si vede adesso o no? No, quindi questi della sala non lo possono vedere. No, va bene, però quelli della sala glielo diamo durante la pausa, in cui potete porre le domande per forma scritta in via mail a una casella dedicata e vi sarà data la risposta nelle 24 ore lavorative. Quindi gentilmente quelle che sono domande generali connesse a quello che è stato detto, magari le formulate e ne rispondiamo alla fine dell'incontro di oggi. Se avete domande specifiche, perché sappiamo che si viene sempre ai convegni, ormai in tanti anni di convegni e di incontri, sappiamo che ciascuno viene al convegno perché ha i suoi problemi nella sua scrivania, nel cassetto o addirittura sulla scrivania che stanno lì aspettando. Ne siamo perfettamente consapevoli, siamo qui anche per dare una mano su questo. Questi magari mandate il quesito e vi viene data la risposta. Perché questa formula è preferibile? Uno, perché potete fare domande più specifiche relativamente al vostro caso pratico e quindi che interessano voi. Abbiamo diverse componenti, abbiamo appunto quelli degli organi camerali, abbiamo enti locali, abbiamo associazioni di imprenditori di vario tipo, gli artigiani, i commercianti, e ovviamente ci sono delle specificità per ciascuno.
ma anche perché le domande, poi le risposte alle domande ordinate e argomentate vengono raccolte da Unioncamere come una serie di FAQ, di risposte a domande frequenti, e quindi diventano poi utilizzabili, si vedrà come renderle disponibili. L'ultima annotazione prima di servizio è la circostanza che il materiale che sarà proiettato, quello che è stato proiettato ieri, quello che sarà proiettato oggi, le slide fatte, saranno poi disponibili alla fine non di questa giornata ma di tutti gli incontri, e insieme a questa sarà fornito una specie di piccola guida, un memento, una specie di prontuario, diciamo, molto pratico, pensato per quelli che sono, e raccogliendo anche le esperienze proprio sul campo, la casistica che si è verificata, che si sta verificando, una serie un po' di istruzioni operative, non dico per far giusto, questo non abbiamo l'ambizione di dire di far giusto, ma almeno di evitare danni eccessivi o responsabilità eccessive da parte degli operatori. Bene, queste erano le cose che mi interessava dire, tutto mi interessa dire, queste erano le cose necessarie per iniziare. La pausa sarà di un quarto d'ora alle ore 11, e quindi fra un'ora e 5 minuti, e oggi dobbiamo riprendere il nostro discorso. Da dove riprendiamo il nostro discorso? Ma dai due casi pratici detti ieri. Il riassunto sarà veloce, ma non per questo superficiale. Anche perché se non è chiaro quello che è stato detto ieri, e quindi i concetti espressi ieri, ben difficilmente può essere utile la giornata di oggi, che riguarda la modulistica regionale, il valore della modulistica regionale, il problema del silenzio, se bisogna rispondere lo stesso anche se c'è stata una scia, e quindi se la scia mi assorbe tutta la disciplina del silenzio e soprattutto la responsabilità. Ricordo sempre i due casi pratici che ci accompagneranno in realtà per tutto il percorso, che sono uno pensato da parte di un imprenditore, sono tutti casi veri, all'inizio della carriera li inventavo, adesso i casi che mi capitano sono veramente superiori alla fantasia. Uno, ed è un po' dal punto di vista dell'imprenditore, quindi può essere utile per coloro che lavorano, diciamo, nelle associazioni di categoria, commercianti, gli artigiani, un'industria, eccetera. E l'altro invece visto dalla parte di un comune, di un ufficio tecnico, segnatamente un comune tipico del nostro Veneto, sui 2-3 mila abitanti, fatto da due geometri, entrambi con responsabilità sul procedimento e sul provvedimento, cioè tutti e due col potere di firma sul permesso di costruire, tanto per capirci. Il primo caso, lo ricordo brevemente, si tratta di un giovane che vuole aprire un resto bar in zona bel posto, ha trovato l'immobile, ha trovato anche le modalità interessanti per avere ristorazione con dipendenti verso mezzogiorno, pausa pranzo, e la sera invece avere intrattenimento. Si reca in banca dal direttore della filiale, il quale gli chiede il titolo per partire. Sì, va bene, ti diamo i soldi, bellissimo il posto sotto il profilo dell'attrattività, è senz'altro un'attività che andrà bene, dimmi però, dammi il titolo. Questo presenta una scia e dice no, questa non è affidabile, noi come banca non ti diamo il finanziamento, anzi dice testualmente questa non è bancabile. Noi abbiamo usato il termine affidabile, ma la parola che ha usato il direttore è questa non è bancabile. Io voglio l'assunzione di responsabilità del comune che mi dica che tu puoi continuare, perché non voglio neanche pensarci che fra 60 giorni vengono a dirti che devi chiudere quando io ti ho erogato il mutuo. Tu hai speso tutto quanto, perché per aprire il locale ovviamente l'arredamento deve esserci, le riserve devi averle fatte, tutte le impiantistica devi averla fatta, e quindi in quel momento in cui stai cominciando a iniziare a scontrinare per pagarmi il mutuo e le rate del mutuo, tu non hai più, ti chiude l'attività, e quindi è matematico che non mi paghi.
E anche non mi va bene che ti possano far chiudere nei 18 mesi. E neanche non mi va bene che ti possano far chiudere anche oltre i 18 mesi, fino a 6 anni, nella migliore delle ipotesi. L'abbiamo complicato poi dicendo, ma se io devo vendere, dice poi l'imprenditore, sono sicuro, posso mettere in conto l'avviamento, cioè il giro, 3 anni del giro come prezzo del locale, del bar normalmente. Posso mettere in conto anche l'avviamento, cioè la sicurezza che non mi chiudano. A chi compra posso dire, vai sicuro, guarda qui c'è l'avviamento, il mio giro di clientela e non ti farà chiudere. Momento privatistico, la clientela c'è, l'avviamento c'è. L'amministrazione non ti può più far chiudere, sei sicuro, è un bar sicuro. Ecco allora la prima parte, SCIA, affidabilità della SCIA. Che cos'è? Il secondo esempio, la circostanza invece rapidissima, sotto il profilo di un ufficio tecnico, è arrivata alle mezzanotte e un minuto una PEC da parte di Tizio, residente sempre in un comunello, qua tipico del nostro, ognuno pensi più o meno al suo, e mezzanotte e un minuto viene mandata via PEC con tutti gli allegati del caso, una bella SCIA edilizia, e alle 7 del mattino la ditta di movimentazione terra è già in loco, ha iniziato, ci sono le ruspe, alle 7:15 il cittadino, il vicino è già là che va in comune a battere, trova solo quelli delle pulizie che sono lì, telefona al sindaco e dice guarda che qua stanno costruendo vicino a casa mia, non c'è niente, non c'è cartello, non si capisce, eccetera, qua mi sta venendo addosso, fai qualcosa. E il sindaco chiama il capo ufficio tecnico, il geometra, e dice guarda che lì da Antoni stanno facendo, fa qualcosa, chiama la polizia municipale, polizia locale, Vexius, e i quali vanno e si recano giustamente e dicono il nostro si è preparato, dico, io ho presentato la SCIA qua oggi, mezzanotte e un minuto, ho mandato la PEC, questa è la PEC, ricevuta e protocollata, quindi con protocollo elettronico del comune attaccato alla PEC, anche se non è andato col protocollo, quello dell'ufficio del protocollo che apre giustamente in orario d'ufficio, è andato con PEC, per cui quelli del protocollo sappiano che quando aprono all'orario, la prima roba da fare è riportare, se il sistema già non lo prevede, le PEC in ordine di arrivo da mezzanotte 001 fino all'ora in cui apre l'ufficio, come protocollo elettronico devono nell'ordine di arrivo protocollarle. È già pronto la sua DIA, la sua SCIA, con i suoi elaborati cartografici, tutto quanto, firmato, firma digitale del geometra, del progettista e quant'altro. La polizia vede, dice io qua ho la SCIA presentata, ho la prova della presentazione, l'articolo mi dice che posso cominciare subito, se avete qualche problema venite nei 30 giorni e fermatemi, ma spiegatemi perché. Giustamente la polizia locale torna in comune e nel frattempo l'ufficio tecnico è aperto, c'è già il vicino che dice voglio vedere qua in base a che cosa il mio vicino sta costruendo. Vicinitas mater discordiarum, ci insegnavano a scuola, e voi sapete che non c'è niente di peggio che i confinanti per la litigiosità, e il geometra, giusto per tranquillizzarlo, comunque perché ha altro da fare, c'è da verificare, eccetera, prende il fascicolo e dice ecco qua, questa è la roba del tuo vicino. In spregio a ogni problema di privacy, riservatezza, accesso, ostensione e quant'altro, gli mette il fascicolo sul bancone e comincia a tacitarlo facendogli vedere. Abbiamo quindi il problema dell'amministrazione, di cosa è responsabile l'ufficio, e il problema del terzo, cioè il vicino che va sostanzialmente, che scopre la mattina che dall'altra parte stanno costruendo. L'esempio si completa sempre con un evento accaduto che, chiaro che sul fascicolo il nostro non capisce niente,
e dice, beh, io vado dai carabinieri. Esce sempre tutto arrabbiato dal comune, va per dirigersi verso la caserma e trova un avvocato, ce ne sono tanti avvocati, 230.000 in Italia, dice, no, lascia stare, non andare dai carabinieri, ti faccio io una lettera, ti faccio la lettera giusta. Che lettera giusta gli fa? Scrive e dice, guardate, voi, tu, pubblica amministrazione, devi vigilare, dico di intervenire, non pensare di non intervenire subito, devi intervenire comunque in 30 giorni, se no vai in omissioni dati d'ufficio e comunque di tutti i danni che sta subendo il mio vicino, il mio cliente, chiederò i danni a te comune, quale poi comune una volta che li ha pagati deve rivalersi su tutti i dipendenti che hanno messo mano al procedimento, l'ufficio tecnico, che non ha fatto, la polizia locale che non è andata e non è intervenuta, eccetera, eccetera, eccetera. Vedi un po' tu cosa ti conviene fare. Ed è questo pone il problema appunto della responsabilità che hanno gli uffici a fronte della SCIA. Che responsabilità assumiamo di fronte a una SCIA? Cosa dobbiamo fare? Che tipologia di cosa è? Da questi due esempi dipaniamo tutto il ragionamento anche della seconda parte, cioè della giornata di oggi. Quello che abbiamo detto ieri, i concetti chiave, lasciamo stare se si spegne poi lo riaccendiamo, i concetti chiave che ci servono per andare avanti oggi nella trattazione sono che la SCIA non è un provvedimento amministrativo neppure tacito, è l'articolo 19, comma 6 ter. Cioè l'amministrazione dice, in estrema sintesi e in pillola, ci siamo resi conto che aver diritto al provvedimento, cosa che ti abbiamo dato cittadino 27 anni fa nel 90, è stato un errore. Perché non ce la facciamo a darti nei termini che abbiamo scritto nella 241 tutto quello che hai che chiedi. Per due motivi. Uno, perché le cose da valutare sono tante, sono sempre di più. Interessi ambientali, interessi storico-artistici, naturalistici, che una volta erano secondari e diventano sempre più rilevanti e giustamente. Pensiamo solo alla sensibilità ambientale. E attività devono essere vigilate soprattutto perché possono creare danni. Parlo in questa zona, abbiamo problemi di falde, abbiamo problemi che attività svolte a monte producono poi danni da tutt'altra parte. La subsidenza, ognuno pensi a tutto quello che trova sui giornali per avere, il che richiedono professionalità sempre più alte, cioè costi. Fare provvedimenti costa. Perché costano i dipendenti? Perché se vai in ritardo devi risarcire il cittadino per il danno da ritardo e perché poi se il provvedimento è anche sbagliato, perché facendo in fretta fai male, costa anche risarcire il danno. Quindi il provvedimento amministrativo formale, l'autorizzazione, la concessione, il permesso di costruire, tutte queste cose qua sono fonte di uscita per stipendi, per danno da ritardo, per danno da errore. È matematico. Allora si è detto, facciamo il silenzio. Sì, ma il silenzio è un atto amministrativo fittizio, è una presunzione di sì. Silenzio ha senso, si presume. La presunzione in latino si chiama fictio, cioè una finzione. E ti assumi le responsabilità di aver detto sì senza aver visto le carte o oltre il termine. E siccome stiamo riducendo il personale perché dobbiamo contenere la spesa pubblica, di fatto gli uffici vanno avanti sempre con meno gente. Tutti voi avrete notato da quando siete in servizio, più o meno tempo che sia, che il numero dei vostri colleghi è diminuito, non è mai aumentato. Si sono fatti accorpamenti, convenzioni, unioni per far andare meglio gli uffici tecnici, la polizia locale, garantire la turnazione, la pattuglia, eccetera. I servizi maggiori, una volta non c'erano ovviamente bisogno più di tanto la sera, adesso invece purtroppo sì, eccetera, et similia. Quindi è chiaro che gli uffici sono tarati su, ahimè, purtroppo per lavorare sempre con il regime del motore in rosso, come abbiamo detto ieri. E non è così che si affronta un viaggio, il viaggio si affronta organizzando perché il motore stia a massima resa col minimo consumo, cioè in regime di coppia massima o comunque in regime giusto, non certo in regime rosso. Dopo un po'
ovviamente si sbaglia. Ed è matematico che con poche persone aumenta il danno da ritardo e aumenta il danno da errore, perché la terza, la quarta, la quinta, la settima pratica non ce la fai neanche rinunciando alle ferie, lo straordinario, neanche ammalandoti, è matematico che c'è l'errore. E quindi il risarcimento del danno. Il risparmio di spesa, contraendo il personale, ha creato un aumento della dannosità, del risarcimento dei danni. Allora si è detto, e qui è la pillola velocissima per far capire che cos'è la SCIA. La SCIA nasce, signori, non per semplificare, ma per risparmiare. Per risparmiare, è un risparmio. Perché con la SCIA tu cittadino cosa fai? Fai tutto tu, io amministrazione non ti do niente, non è un provvedimento neppure tacito. Lo dice espressamente la norma, articolo 19,6 ter. C'era già implicito, ma siccome non volevamo capirlo e ci rifiutavamo, il legislatore con un ter, come abbiamo detto ieri, quando c'è un bis ter, state sempre attenti, perché vuol dire che il meccanismo non funzionava e che si è dovuto mettere dentro una rotellina, perché se l'articolo, il comma 6 non bastava, metterci dentro il ter vuol dire che tra uno e l'altro ho messo dentro qualcosa per lubrificare, per far andare meglio. Dice chiaramente non è un provvedimento amministrativo, neppure tacito e non è impugnabile, cioè dice la legge non fatemi causa a me comune per la SCIA, perché cittadino hai fatto tutto tu da solo. Ti sei pagato un professionista che ti fa l'istruttoria tecnica, ti sei pagato il commercialista o il giurista che ti fa la parte normativa, hai preparato e dichiarato sotto la tua responsabilità e sotto la sua perché il professionista è lui e mi hai dichiarato di essere nelle condizioni di legge. A questo punto vai e fai, se ritieni di essere a posto tu cittadino, vai e fai, vai, parti. Non chiedere a me, non sollecitarmi, non venire a disturbarmi, io non ho fatto niente, hai fatto tutto tu da solo. Io vengo però a sorvegliare entro un certo termine che vedremo qual è quello vero. Vengo a sorvegliare e se hai sbagliato ti sanziono. Fantastico. Abbiamo detto ieri, il provvedimento sono 3 voci di spesa. Spesa di personale, stipendi, spesa di danno da ritardo, eventuale, sempre più a rischio, spese di danno per errore, sempre maggiore, robe sempre più complesse, sempre più facile sbagliare. A fronte di questo invece la SCIA parte lui, io vengo a valutare, a sorvegliare e se sbaglio lo sanziono, faccio multe, faccio cassa. 3 voci di uscita provvedimento, una voce di entrata la SCIA, con 1/10 dei dipendenti, perché anziché avere dipendenti che fanno istruttorio per fare provvedimenti, 1/10 dei provvedimenti faccio sorveglianza. Fantastico. Sbaglia il cittadino, gli faccio la sanzione. Il cittadino cosa fa? Causa a me, Stato? No. Va dal suo professionista e dice guarda qua mi hanno fatto la sanzione, per cui delle due l'una. O ha sbagliato l'amministrazione a sanzionarmi o tu hai sbagliato a farmi il progetto, a farmi una cosa, qua non era giusto, non si poteva fare, eccetera, eccetera. Mi risarcisci tu, perché se hai sbagliato sul tuo lavoro, colpa grave professionale. Ed è più facile andare contro un professionista che andare contro lo Stato, davanti ai tribunali dello Stato e dai giudici dello Stato a chiedere i danni allo Stato. Più facile andare dal professionista, anche perché quello ha fatto un contratto, si era impegnato a fare una prestazione, la prestazione è sbagliata, ha sbagliato sul suo lavoro, paga lui o paga la sua assicurazione. D'altronde io ho pagato il professionista che mi facesse l'istruttoria. Non l'ha fatta, io come abbiamo detto ieri do €1 per un caffè buono in tazza pulita, che alle 11 vediamo se meritarci qui sotto al caffè borsa. Il caffè è costituzionalmente adeguato, qua sotto sì, si può bere? Bene, no, meno. Chiaro? Non chiedere a me. Se hai fatto il furbo, perché magari hai trovato il professionista che ti ha firmato tra le cose e l'altro, di qua c'è il processo civile, di là dietro alle spalle hai il penale. Hai fatto la dichiarazione sbagliata, è come con l'edilizia. Sono false dichiarazioni. Non importa preveduto o voluto, è come reato edilizio, basta la colpa. Prendo atto che quello che hai detto non è quello che è. E dice, appunto, ci dice sempre l'articolo 19, salvo che costituisca più grave reato, corruzione, concussione,
associazione per delinquere, tutto quello che volete. In ogni caso hai la reclusione, quindi è un delitto, perché se fosse l'arresto sarebbe una contravvenzione, quindi siamo di fronte a un'ipotesi delittuosa, da 1 a 3 anni, massimo della pena 3 anni, prescrizione del reato in 6 anni. Quindi guarda che poi quando io vengo a sanzionarti perché non avevi i requisiti, non sono io che ti tolgo niente, cittadino. Non venire da me a dire ma mi ha fatto chiudere il bar, è colpa. No. Io, pubblica amministrazione, comune, provincia, per quel che c'è, regione, USLA, vigili del fuoco, prendete tutte le amministrazioni che volete, non ti ho tolto niente. Perché state attenti a me, questo è il gradino in più rispetto a quello che abbiamo detto ieri che ci serve per oggi. Io non ti ho dato niente. Sei tu che hai detto di essere nella situazione prevista dalla legge. Sei tu che hai detto che hai tutti i requisiti di legge per partire. E io ti ho creduto e tu sei partito. Tra l'altro senza chiedermi neanche niente perché hai detto sono a posto, parto, mezzanotte 01, protocollo con PEC, la SCIA, ore 7 e che sono bravo che non faccio 6 e mezza per un disturbo della quiete pubblica, già le ruspe erano in movimento. O già se era il bar ho alzato la serranda, quella sì la alzo alle 5 e mezza perché comincio a prendere già i primi, caffè giornale dalle 6 in poi, no? Come c'è nei distributori. Così la gente che viene a fare benzina, prende il caffè giornale e va via. Al mezzanotte e 1 apro, mando la SCIA, ore 5:30 ho già aperto la serranda. Fantastico. Tu ritieni di essere a posto. Io non ti tolgo niente, questo è il punto che ci interessa oggi. Ieri abbiamo parlato della SCIA in andata, oggi parliamo della SCIA in ritorno. Quando io amministrazione vengo a ispezionarti nei 30 edilizia, 60 ordinaria giorni, fino a 18 mesi, nel 21 nonis di cui parliamo subito, o entro sei sicuro solo dopo 6 anni, io sto venendo a vedere se tu eri a posto. Ma quando intervengo ordinando la sospensione, la cessazione dell'attività, sospensione dell'attività, cessazione dell'attività, ovvero ordino prescrizioni entro 30 giorni per mettersi a posto, non ti sto togliendo un diritto che avevi. Perché quel diritto, attenti qua, non c'era mai stato. Quindi non venirmi a dire che ti tolgo qualcosa che ti ho dato, cioè che io ho sbagliato a darti e che te lo tolgo, come quando faccio l'annullamento di sede di autotutela. Annullo il permesso di costruire, siamo sbagliati, era contro il PRG. Non potevamo dartelo, scusa. E ovviamente chi sbaglia paga. No, noi non ti abbiamo tolto niente. Tu hai fatto tutto da solo. Ritenevi di essere a posto, non lo eri, ti becchi la sanzione. Ma noi non ti togliamo niente, perché quella SCIA non è un provvedimento amministrativo, neppure tacito, non impugnabile. È una roba tua. È una roba tua. Allora voi capite che in questo modo il passaggio successivo che ci interessa qua è che se io ho sbagliato la dichiarazione, o perché ho sbagliato, o perché ero volutamente furbetto, quel diritto non c'è mai stato, non è mai sorto. Il diritto a aprire il bar io non l'ho mai avuto. Quando l'amministrazione mi fa chiudere, si rende conto oggi che i presupposti per aprire il bar non ci sono mai stati, non c'erano fin dall'inizio. E mi fa chiudere. Io non posso lamentarmi di niente, è già tanto, è un'iperbole, ma neanche tanto, che io tenga i soldi che ho fatturato in quei primi 60 giorni. Perché non avevo diritto ad averli. Non avevo diritto ad averli.
E il mio vicino, che era l'altro bar, che ha tormentato, mi porta via la clientela, non ha diritto, non ha i requisiti, non ha i parcheggi, non ha gli standard di uscita, di sicurezza, non ha il rapporto tra superficie del bar, il resto bar, fra tavoli e coperti, non ha la proporzione fra superficie della sala da pranzo e i bagni, non è in regola, non ha i diritti, è tutto falso, intervenite, fatelo chiudere. Quell'altro dice, io ho subito una bella sviamento di clientela perché la gente è andata via. Per carità, tornerà adesso che chiude, beh, tanto dopo 60 giorni. E se poi era una media struttura di vendita, l'altro esempio, ed è il terzo, ed è l'esempio di oggi, è il negozietto piccolo che critica la scia al punto vendita della grande catena. A Rovigo non ne ho ancora visti, ma ci sono sicuramente. A Padova ce ne sono ogni 2x3, catene rilevanti, possiamo anche fare il nome, sia il PAM sia la Conad fanno in centro storico esercizi di vicinato, fino a 150 metri di superficie di vendita, 250 metri essendo il comune maggiore. E te li piazzano ogni 2x3 in zona pedonale. Te li piazzano i 2x3 in zona pedonale. Allora è chiaro che la capacità di penetrazione, anche i francesi, anche le catene francesi, la capacità di penetrazione, la varietà di prodotti, di consegna, eccetera, di questi è distruttiva rispetto al piccolo negoziante, che era sopravvissuto nei centri storici per quella clientela affezionata per cui andare al centro commerciale fuori città era improponibile. Pensionati, persone con bassa mobilità, ma anche professionisti che vanno a fare la spesa in quel momento là e poi tornano a casa. È chiaro che i prezzi che fa il PAM nel negozio in centro storico sono non affrontabili rispetto al negozietto a conduzione familiare, sia per varietà di prodotti, sia per prezzo, posto che il centrale di acquisto della PAM è una sola, ovvio. Allora quello dice, sì, ora nei 60 giorni che fate chiudere il PAM perché non aveva il rispetto delle condizioni, io sono fallito. Nel bar, distrazione di clientela. Qui o Sara, può darsi che torni da me clientela che era affezionata. Dipendenti dell'Inps tornano giù e vengono da me in pausa pranzo invece che andare da lui. Questo era il caso pratico. Ma il negozietto, dice, quello ha chiuso. E adesso io a chi chiedo i danni? A chi chiedo i danni? Al comune che non ha vigilato? A lui che ha dichiarato il falso? Qualcuno sarà responsabile della mia chiusura per fatto illegittimo, non vogliamo dire illecito, altrui, ma anche magari illecito, visto che se salta fuori che è stato chiuso perché le dichiarazioni erano false, siamo di fronte a un delitto punibile da 1 a 3 anni. Qualcuno risponderà di questa roba qua. E a chi io mi rivolgo? Allora uno dice, vabbè, non è un provvedimento amministrativo, l'amministrazione non ha fatto niente con la scia. Sì, dice il nostro, ma non ha neanche vigilato. Ha neanche vigilato. E la domanda con cui ci eravamo lasciati ieri era, è omissione dati d'ufficio? Devo io vigilare? E se non ce la faccio a vigilare? Perché la prima denuncia sì, la seconda, la terza, la quarta, la quinta. Allora la prima volta nel nostro esempio là il sindaco ha chiamato il geometra ha chiamato il comandante della polizia locale, che però il comando è in un altro comune perché sono in unione sul servizio, che ha chiamato quello che era di turno, che è andato a vedere, eccetera, eccetera. Una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte, 5 volte. È matematico che ci sarà un momento in cui non riesci e che delle violazioni non saranno verificate nei termini 30-60 e che magari non sono neanche verificate nei 18 mesi. È responsabile il comune di questo? A chi ha dovuto chiudere? A chi si rivolge? Beh, nei casistica che abbiamo avuto, costui ha sempre trovato soddisfazione costituendosi parte civile nel processo penale. Parte il processo penale a carico di chi ha fatto le false dichiarazioni,
qui ho dichiarato il falso, anche sbagliando, colposo, ma sempre quello è, ci sarà un processo se il procuratore della Repubblica parte, e non si prescrive, colui che ha avuto un danno si costituisce parte civile e dice io sono fallito. Però sta a vedere, questi negozi sono anche spesso in franchising, per cui c'è il marchio PAM, ma poi dietro c'è il trentenne ex commesso che è ditta individuale, non è un negozio della PAM o della Conad, attenzione, non voglio dire male, non farò più nomi, la struttura è quella per tutti i marchi, adesso cambiamo marchio giusto per non dire che è quello. Non c'è dietro la grossa catena internazionale, c'è dietro che ha esercente l'ex banconista a cui hanno detto guarda ti facciamo titolare del punto vendita, sei tu ditta individuale, non serve neanche il corso manipolazione cibi bevande perché come banconista sei già abilitato, hai già tutte le carte in regola, ti prendi tu la licenza, noi ti diamo il marchio che è attrattivo e ti diamo la distribuzione dei prodotti a prezzo nostro e con marchio nostro, cioè una penetrazione commerciale eccetera eccetera. L'orario, non c'è più il vincolo d'orario, già a Roma da un pezzo i negozi indiani hanno il monopolio della frutta e delle bibite e dalle 7 di mattina a mezzanotte e un quarto uno compra frutta e tutto quello che ci va dietro poi in questi negozi in centro storico. Allora è chiaro che la parte civile non trova soddisfazione in questo, perché la capacità è minimale e molto spesso l'assicurazione professionale del professionista, di chi ha firmato, il tecnico abilitato, copre i danni risponde verso chi gli ha commissionato il parere, chi ha commissionato la SCIA, cioè verso lo stesso titolare banconista, ma non presso terzi. Cioè io rispondo a un'obbligazione professionale con te, se sbaglio risarcisco te, che ho sbagliato io a farti il lavoro, devo farti un tavolo, si è rotto, ti risarcisco, devo montarti uno specchio, è arrivato sfasciato, ti risarcisco e se non c'è la mia assicurazione professionale, per infortunio professionale, paga, ma paga te, non paga terzi. Qua stiamo parlando del terzo, capite? Allora è chiaro che uno si rivolge al comune, perché? Perché il comune là è fermo, è grosso, ha soldi e quindi dice vediamo come andare addosso al comune o all'ente pubblico o allo sportello unico, alla mano pubblica. È chiaro che ci si rivolge. E per cosa ci si rivolge? Ci si rivolge non tanto perché il provvedimento è sbagliato, non c'è un provvedimento, ce lo dice la legge è fatta apposta, non farmi causa sulle scia. Quello che è il tuo fucile te lo giro e ti faccio sparare di là, non sparare al comune, al pubblico, non spararmi a me, spara di là, spara al tuo professionista e sta attento perché dietro alle spalle ti arriva il penale. Un provvedimento non c'è. Come posso agire nei confronti del comune? Dicendo che non ha vigilato. A questo punto è l'attività di vigilanza della SCIA, quello che ci interessa, e il silenzio. E poi capiamo allora perché la modulistica è stata costruita così. Con due varianti. La prima, se a me comune l'associazione tal dei tali ha chiesto un parere, dicendo senti, il Resto Bar se lo apriamo così è giusto? Cioè non ho una SCIA, ma una richiesta di parere su una SCIA da venire. Prima roba. Posso rispondere e cosa sono vincolato alla risposta? Posso non rispondere. 3 possibilità. Rispondo, non rispondo, che responsabilità ho se rispondo? E seconda domanda che ci facciamo e che ci si fa, che ci si è fatta, che si fanno i vostri colleghi. Ma mettiamo pure che io un domani, mettiamo pure che
il nostro barista era a posto, era tutto a posto, a posto. Quindi la scia è giusta, non ci sono false dichiarazioni, non c'è niente, è a posto. Ha aperto, poteva aprire, era nelle condizioni previste dalla legge, è partito, ma dopo i requisiti che pure c'erano all'inizio non ci sono più. Cosa faccio? Intervengo in senso repressivo con l'articolo 19? Intervengo in sede di autoannullamento ex virtuno nonies? Cosa faccio? La scia era buona, però adesso quei requisiti che c'erano non ci sono più. Il che si traduce in termini più generali. Fino a quando dura la disciplina della scia? Fino a quando noi come comune siamo vincolati a seguire la disciplina del 19? Fino ai 18 mesi? Fino ai 6 anni della prescrizione del reato? Oppure dobbiamo agire diversamente? Allora la prima risposta è che è quella più importante, è la responsabilità sull'omissione di vigilanza. La prima cosa, è un'omissione? La risposta è no. Perché? Perché è stata strutturata la scia proprio perché l'attività successiva di vigilanza non obblighi l'amministrazione esponendola a risarcimento nei confronti del privato. Quindi è stata strutturata per evitare istanze risarcitorie. È una norma salva erario. Siccome va di moda fare cause all'amministrazione ogni 2x3, il bilancio non è più prevedibile. A dicembre Padoan non sa quanti saranno i soldi entrati e quali sono usciti, con tutte le cause che si fanno, e bisogna che durano parecchio, e quindi non si sa. Mettete solo mente locale alle cause fatte ai comuni per insidia trabocchetto stradale. Pare che in Italia tutti abbiano i cerchioni da 20 in lega leggera e che ogni buca spacca il cerchione da 500 euro, spacca il tubeless, eccetera, eccetera. C'è il comune, non dico quale, che non si costituisce neanche più in queste cause qua davanti al giudice. E il comandante, che tra l'altro è un mio ex allievo, dice no, che fermo, non ce la facciamo. Malissimo, gli dico, comandante, guarda che qua adesso il broker dell'assicurazione la prossima volta ti fissa l'assicurazione alle stelle. Risposta, lo so, dice, ma fisicamente se mi metto a scrivere anche una paginetta col copia e incolla per ogni causa che abbiamo, è un comune capoluogo di provincia, con una rete stradale importante, quindi con le strade statali, come sapete, che diventano comunali quando entrano comuni maggiori, anche la strada statale diventa comunale. Dice, e è stato anche poi Salace, dice, non mi bastano le multe, cioè i proventi della contravvenzione che devo comunque reimpiegare a destinazione specifica per far fronte a questa roba qua. Per cui lascio andare. D'altronde le perdiamo tutte. Ricorso per Cassazione, ho bisogno dell'avvocato, a tariffa non ce la faccio, non sappiamo che pesci pigliare. Allora, giustamente si è voluto evitare, la scia è fatta in modo per evitare le cause dell'amministrazione. Come è costruita? In pillola. La vigilanza è esattamente quella che è la discrezionalità del PM, del Procuratore della Repubblica, che dovrebbe esercitare l'azione penale, ma siccome sono in pochi, sceglie dei filoni e deve fare delle scelte. Perseguiamo la prostituzione, perseguiamo la droga, perseguiamo la truffe, cioè cos'è che faccio? Però l'amministrazione deve prepararsi, e quindi il consiglio tattico che abbiamo dato agli uffici è il seguente. Programmare, posto che anziché fare provvedimenti, adesso siete chiamati a fare sanzioni, vigilanza, da amministrazione attiva ad amministrazione di controllo, e posto che è matematico che tutte le sanzioni non si prendono, come abbiamo detto, le sanzioni contro il codice della strada vengono sanzionate in una percentuale minima. D'altronde, così come nel penale,
la legalità è garantita, è perseguita non dalla sanzione, che avviene una percentuale ridotta dei casi, ma dalla minaccia della sanzione. Sto attento perché lì potrebbe esserci l'autovelox. Non faccio il sorpasso, anche se questa mi disturba e costituisce intralcio alla circolazione, perché dietro potrebbe esserci la pattuglia. Perché se mi fermano, ecco, quindi è la minaccia della sanzione, la possibilità che ci sia l'ispezione, ciò che fa da deterrente. Allora bisogna che voi come uffici vi prepariate e dite: noi facciamo un'attività di controllo. È vero che non abbiamo più da fare provvedimenti, ma abbiamo da controllare. E allora i controlli sono di due tipi. Primo, quello generale, si stabilire il capo dell'ufficio tecnico, per esempio per la vigilanza sulle scie edilizie, che ha 30 giorni e quindi che è quello che è, diciamo, più sotto pressione. Quello dell'ufficio commercio o attività produttive, poi a seconda di come è strutturato il comune, se è grande, ovviamente, se invece è piccolo ha un'unica roba per le attività e basta. In ogni caso struttura e dice: l'attività di vigilanza verrà svolta di concordo con la polizia municipale, che è organo, polizia locale, chiedo scusa, che è organo accertatore. E pianificando che le vigilanze sono quadrante nord-est, quando ho fatto quello, sud-est, sud-ovest, sud-est, nord-est, nord-ovest, sud-ovest, sud-est, nord-est, cioè stabilire una vigilanza con priorità però alle segnalazioni. Mi arriva la segnalazione, vado in ordine di protocollo, perché è chiaro che la prima segnalazione mando fuori la pattuglia, la seconda anche, la terza anche, la quarta sì, ci sarà la n volta in cui do posso e sta là e aspetta, e poi si accumulano. Chiaro che c'è poi anche l'urgenza, minaccia, crollo, sicurezza, ma allora lì l'intervento avviene non come vigilanza sulla scia, ma avviene per sanità e salubrità pubblica. È una delle ipotesi in cui si può fare l'ordinanza ai sensi articoli 50 e 54, sindaco come ufficiale di governo. È chiaro che questo prevale sulla vigilanza scia. Quindi la scia in vigilanza normale, la scia su segnalazioni di vigilanza, il vicino, nei limiti di arrivo. Quando questo dire tu non hai fatto niente, hai fatto scadere i termini, sei un delinquente, hai preso soldi per non guardare il mio vicino, per non andare a vedere il bar, come mai che non vai a vedere il bar, come mai che non fate multe di divieto di sosta, che ci sono le macchine in doppia fila su quel bar, quante volte è arrivata sta... Non sei andato a vedere il mio vicino che ha fatto un abuso dietro l'altro, ha tirato su 3 piani, eccetera, eccetera. Quanti soldi hai preso? Allora, a fronte di questo, la omissione d'ufficio, denuncia, corruzione, tutto quello che c'è, associazione per delinquere di stampo mafioso, le abbiamo viste di tutti i colori. No, la risposta dell'ufficio è la regolarità. Abbiamo un piano di verifiche, abbiamo le segnalazioni certificate, le PEC che arrivano con le doglianze, abbiamo quindi strutturato come svolgiamo questa attività, perché guardate che il pericoloso è questo, è l'attività di vigilanza. Se prima era pericoloso fare provvedimenti sbagliati o in ritardo, adesso è pericoloso vigilare male. Perché tutto questo? Abbiamo anche ricordato ieri, perché articolo 6, comma 6, non ter, il 6 del 19, dice, scusate, l'ultimo periodo, l'ultima frasetta messa là, nascosta, e uno non la guarda, va via dritto anche perché è distratto. Ci dice che permane la responsabilità del funzionario, responsabilità amministrativa, penale, civile del funzionario. Questa è la circostanza, cioè in realtà
non è che con la scusa della scia, con la scusa che sei andato avanti, che non è un provvedimento amministrativo, in effetti non ci sono responsabilità del funzionario. Il funzionario resta sempre responsabile per quello che ha fatto, per quello che non ha fatto. E quindi in realtà è vero che da un lato si è tolta la possibilità di far causa allo Stato, ma dall'altro, articolo 21, nonies, primo comma, ultima frasetta, rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione o al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. Uno dice, sì, è vero che qui si parla di provvedimento, ma 21 nonies primo comma, ma in combinato disposto con l'articolo nonies 2 bis, che è quello che riguarda la vigilanza della scia, la responsabilità del funzionario che non ha agito rimane. Allora io devo dimostrare perché non ho annullato, perché non sono intervenuto. E allora posso dire, sì, noi abbiamo una serie di... Io sono andato in ordine, non ho dato favoritismi, non ho fatto favoritismi. Quando non ci sono segnalazioni facciamo la vigilanza zona per zona, secondo questo ordine, per coprire tutto il territorio. Quando ci sono segnalazioni in base all'ordine di arrivo, le eseguiamo e le espletiamo. Se poi non ci stiamo dentro, questo è l'organico, e siccome l'organico è questo, non siamo in omissione dei dati d'ufficio. Anche perché attività di vigilanza. Ad impossibilia nemo tenetur, è attività di vigilanza. È attività di vigilanza. Voi capite che a questo punto la situazione diventa essenziale, la situazione diventa pericolosa ed è essenziale strutturare l'ufficio. Ecco perché la modulistica diventa importante. La consulenza che io faccio, ipotesi che abbiamo detto, mi chiedono e io rispondo. Posso rispondere, posso non rispondere? E se rispondo, che cosa succede? Allora io ho un dovere di vigilanza e questo dovere di vigilanza lo esplico, come detto, in via generale con delle ispezioni a tappeto secondo un ordine prestabilito di rotazione sul territorio che viene derogato man mano che mi arrivano le segnalazioni nei limiti della capacità di organico e mantenendomi lo straordinario per le questioni straordinarie, cioè per quelle segnalazioni che abbiano rischio immediato. Per il resto, attività di consulenza devo farla e certo c'è l'articolo 16 che mi dice di farla. Devo farla. Devo fare consulenza alle amministrazioni, agli uffici, anche ai privati. L'articolo 16 mi parla di consulenza all'amministrazione anche ai privati, ce lo dice il Consiglio di Stato. Perché è esattamente il rovescio del 19, è una dia rovesciata, è una scia rovesciata. Io vengo a vederti e ti do le prescrizioni conformative. 19 mi dice prescrizioni conformative. Se io ti chiedo prima, è esattamente la stessa struttura del permesso di costruire. Vai là e dice, no, guarda, queste condizioni no, se riduci la falda del tetto, te sbassi, te tagli qua il poggiolo così non può andare, sì. Non sto a ripetere quanto ho già detto sulla motivazione che è data dal perché no e a quali condizioni sì, cosiddetto dissenso costruttivo. Quindi la consulenza va data ed è pacifico che una volta che abbiamo dato la consulenza siamo vincolati a quello che abbiamo detto. Ma in questo la modulistica, ecco qua il perché di oggi, ci aiuta. Ecco perché la modulistica è essenziale. Perché ciò che è standardizzato stabilisce perfettamente i confini del mio potere e della mia responsabilità. E dà quell'affidamento che è il grosso limite della scia, di cui abbiamo parlato ieri, di cui oggi non posso parlarvi, ma della circostanza che anche oltre i 18 mesi possa essere annullata fino a 6 anni.
col che giustamente la banca dice con una SCIA non ti do il finanziamento, o c'è la firma della zia, come nell'esempio che abbiamo fatto ieri, oppure i soldi non ce li hai perché manca il pezzo di carta. E, lo ricordo anche oggi, non è che la SCIA ha abrogato il diritto al provvedimento, così com'è pacifico che io posso andare in SCIA edilizia o chiedere il permesso di costruire. La mia scelta. E se io voglio il permesso di costruire con tutto il procedimento per cui entro i 15 giorni del protocollo mi chiedono l'integrazione, mi posso solo una volta chiedermi le carte ulteriori eccetera eccetera, dopo ho diritto a, e se non lo fa chiedo, e dopo entro i 5 giorni, se non lo fa anche in 5 giorni chiamo il commissario RACTA che dà il commissario timbratore eccetera eccetera, io lo chiedo il provvedimento, chiedo. Perché tutta la disciplina degli articoli 1, 2, 3 2 bis, 2 ter della 241 non è stata abrogata, e quello mi dice che io ho diritto ad avere un provvedimento espresso, cioè vuol dire motivato, in un termine di legge. In un termine di legge. E sia, questo è quello che mi dice. Questo è quello che mi dice. E se io non lo faccio, come dipendente sono sempre responsabile, perché il non intervenire quando vedo un errore, non intervenire, non prevenire, è responsabilità. È responsabilità. È mia responsabilità. La seconda questione è, ma io come intervengo quando non ci sono più i requisiti di una SCIA? Che c'era, è partita bene e poi è diventata male. Applico il 19, faccio la prescrizione, faccio l'intervento come se fosse nei 60 giorni, applico il 21 octies, cioè un annullamento? No, la risposta è no. La risposta è che si tratta di una sopravvenuta illegittimità. È come quando io ho il permesso di costruire, ho il permesso per la pizzeria e mi cambia la norma che mi dice che per continuare bisogna avere la cucina, non so, con l'alluminio fin qua o col piastrellato fin là, e che quella cucina che avevo nel ristorante o nel bar o nel ristobar non è più a norma. Non è che io annullo o che c'è un errore nel provvedimento iniziale. Il provvedimento è partito bene, ma per un evento successivo non è più conforme, e questo può essere un mutamento normativo o un mutamento di fatto. L'edificio non ha più la staticità, risulta lesionato, non è più agibile. E non è magari più agibile perché? Perché quell'altro ha fatto un abuso edilizio. Voi sapete che l'abuso comporta il taglio delle forniture. Abusi maggiori non posso avere né l'allacciamento alla corrente né l'allacciamento all'acqua e al gas. Senza acqua, gas e luce l'edificio non è agibile. Una volta distinguevamo tra abitabilità e agibilità, adesso c'è solo l'agibilità, non c'è neanche più quella, adesso a dire la verità, il certificato non c'è neanche più quello, ma insomma l'edificio in base ad un abuso non è più agibile, non hai l'acqua, non hai il gas. Che il ristorante fai se non hai più l'acqua e il gas? Ma non sono mica stato io, è stato il padrone che ha tirato su, ha sopraelevato il tetto, non importa. Allora questo intervento va trattato come un qualsiasi intervento su un'attività autorizzata. L'autorizzazione non c'è perché è un'autorizzazione tra virgolette privata, neanche tacita, ma intervengo e dico l'attività tal dei tali non può più essere proseguita perché l'edificio è lesionato, l'edificio è inagibile, la cucina non è più a norma con le nuove, e quindi apro un procedimento a sé stante che avrà la sua bella comunicazione ex articolo 7, il cui contenuto è quello dell'articolo 8, con la partecipazione all'intervento eventualmente, con un eventuale, con tutto quello che ci va dietro, ed è un procedimento amministrativo che cammina con le sue gambe e parte dall'accertamento su delazione o su ispezione che le condizioni che c'erano non ci sono più. C'è il falso di dichiarazioni? No, io ho dichiarato giusto quando sono partito, quindi non c'è il reato di cui al comma 6, non c'è niente di tutto questo, non c'è potere conformativo dell'amministrazione, c'è un potere di intervento in ragione di fatti naturalistici o fatti normativi intervenuti successivamente. Anche questo ce lo blinda la modulistica, ce lo blinda, perché ovviamente è strutturalmente abbastanza ben fatta
in maniera da consentire tutto quello che è il proseguo, l'attività, le questioni connesse. Io posso stare silenzioso su un'istanza, su una questione? No, il silenzio non lo posso fare. Uno dei materiali che diamo oggi, cioè che proiettiamo oggi, che diamo senz'altro nel corso, è senz'altro l'ordinanza di un Consiglio di Stato, cioè una decisione di un Consiglio di Stato che è molto molto lunga, ma è sintetizzata in questo atto qua. Allora, questo, che è fatto dall'ufficio legislativo, che è sempre retto da un Consiglio di Stato, è la spiegazione fatta abbastanza bene, no, fatta bene proprio, che potete tenere, su cui poi noi la ridigeriamo ulteriormente, sarà tradotta nel nostro materiale, che è la spiegazione di quella che è una decisione del parere del Consiglio di Stato, un parere equivale, attenzione, equivale a un decisum nella Commissione per gli atti normativi, il quale si riassume, la decisione è presidente era Franco Frattini e l'estensore è Roberto Giovagnoli, un consigliere di Stato molto bravo, Giovagnoli, che in 40 pagine di pronuncia stabilisce tutto il silenzio assenso, cos'è e cosa non è. Qua anziché 40 pagine, in una paginetta e un po' di più va per capitoli e mi dice che cos'è il silenzio. Perché uno dice, va bene, c'è la scia e allora il silenzio assenso non c'è più. Ma se io faccio la domanda, ho diritto al provvedimento? Sì, abbiamo detto. Ho diritto al provvedimento in quel termine? Sì, abbiamo detto. Ho diritto al risarcimento del danno se mi arriva in ritardo? No, perché ti dice concorso di colpa del danneggiato, 1227, codice civile, potevi chiedere la scia. Avevi fretta di partire? Vai in scia. Uno potrebbe dire, beh, non è la stessa cosa perché la scia non è bancabile. Arrabbiati con la banca che non accetta la scia. La scia è come un provvedimento, la banca lo deve accettare perché sono soldi e i soldi non si possono rifiutare. La banca non li accetta lo stesso, quell'altro dice devi accettarli e io che sono il cittadino alla fine della fiera devo trovare la zia che mette la fideiussione, altrimenti non vado. Ma il punto che ci interessa a noi come uffici è: posso io col silenzio assenso, con il silenzio esentarmi dal rispondere? Il Consiglio di Stato in 40 pagine ci dice di no. E ce lo spiega meglio un altro consigliere di Stato, che è il capo dell'ufficio legislativo, sì, dei beni culturali di un ministero, e che lo spiega bene per un'amministrazione che è cosiddetta portatrice di un interesse. Vi attiro l'attenzione su alcune caratteristiche, soprattutto per i termini speciali, perché effettivamente questo riguarda l'ambientale, di cui, allora, su beni vincolati è minimale la questione, però su beni vincolati per questioni storico-artistiche e patrimoniali, però su vincoli ambientali e sul rispetto voi sapete che abbiamo già tutta una serie di vincoli Galasso ben specifici. Allora, natura generale dell'istituto del silenzio assenso e perdurante necessità di svolgere e completare comunque l'istruttoria e la fase decisoria del provvedimento amministrativo. Prima no. Resta ferma la perdurante necessità di svolgere e completare comunque l'istruttoria e la fase decisoria del procedimento amministrativo di competenza e amministrazione in relazione alla natura patologica e alla valenza negativa rilevata dal Consiglio di Stato che connota il silenzio amministrativo comportando la perdita di potere di dissentire e di impedire la conclusione del procedimento da parte dell'amministrazione rimasta inerte. È quello che ci interessa qua per la scia condizionata e la scia unica. Cosa sono la scia condizionata e la scia unica? 19 bis, l'abbiamo già detto ieri, ma vedete che si collega a quello che dobbiamo dire oggi. È praticamente una conferenza dei servizi silenziosa. Cioè io, cittadino, vado da una sola amministrazione, da quella che è, non importa che sia quella giusta, anche se, questione che è irrilevante per oggi, tu
devi sapere, perché tu devi fare la scia giusta e quindi devi sapere anche a chi andare. La norma però non mi dice questo. La norma mi dice che se la presento a quella sbagliata, 19 bis mi dice, quell'amministrazione che la riceve la manda a quella giusta, all'autorità procedente, cosiddetta amministrazione procedente, la quale procede a raccogliere le altre scia, fa la conferenza di servizi se serve, eccetera, eccetera, cioè la manda avanti. Il che vuol dire che io posso presentarla, io privato, all'ufficio sbagliato. Però scusami, se la scia è la segnalazione certificata di inizio attività, cioè che deve essere tutto a posto, per prima cosa, sotto la mia personale responsabilità, saprò chi è l'amministrazione competente o la presento all'ufficio parrocchiale. Allora voi vedete che il 19 bis è in contraddizione con la natura della scia, prima roba. Perché da un lato chi riceve una scia deve mandarla all'ufficio competente e questo fatelo perché è previsto, è un dovere per voi come ufficio, è scritto là in maniera chiara e precisa. Ma è anche ben vero che una scia presentata all'ufficio sbagliato è già una scia sbagliata, perché quell'architetto, quel geometra, quel commercialista, eccetera, eccetera, ha individuato il soggetto sbagliato. È responsabile per questo. Se la scia non va bene, eccetera, eccetera, non abbiamo casistica sul punto. Non abbiamo casistica. Secondo me sì, perché il professionista attesta che il procedimento è di competenza del comune, è di competenza dei vigili del fuoco, è di competenza dell'USL, è di competenza del comune e non dell'unione, è di competenza del soggetto, ammesso che l'unione sia un soggetto giuridico diverso dal consorzio, sì, l'unione forse no. Ad ogni modo, noi siamo di fronte ad una scia che non è corretta, questo è pacifico. Questo espone alla responsabilità del professionista nei confronti del suo committente, non esenta però l'ufficio da mandare. Con quella unica presenta e poi ci va una serie di scie a cascata che l'ufficio deve fare. È attività amministrativa questa? Sì. Non lo fa? Sbaglia. Perché vedete, l'altra distrazione del 19 bis è che il 19 bis non è una scia. Ma il 19 bis apre un procedimento amministrativo, signori, di cui siete responsabili, di cui è responsabile l'amministrazione e verso la quale possono essere chiesti i danni. E io vi assicuro, ormai calcando i tribunali da 27 anni e qualche mese, che tutti faranno una bella scia unica. Perché se qualcosa va storto, io mi rivolgo al mio interlocutore, che è l'unico con cui mi interfaccio, che è anche quello che deve dirmi se devo interfacciarmi da un altro, sempre l'articolo 19 bis che parla. E dico, guarda che tu non hai gestito bene le scie, io dovevo presentare tutto a te, dopo tu dovevi presentare una serie di altre scie per le 7 parrocchie, perché siccome io cittadino non devo andare per le 7 parrocchie, lo devi fare tu. Voi capite che questa non è attività di controllo, come abbiamo detto fino adesso. Questa è attività di amministrazione attiva. Ah no, te par poco. E se sbaglio su questa roba qua e non ci sto dietro e non informo, sono responsabile come ente, come SUAP, o con l'ente che ci sta dietro. E di nuovo mi scatta la Corte dei Conti. E la scia condizionata è la la stessa cosa, anzi peggio, perché per quelle amministrazioni che sono tipo queste, quelle cosiddette a interessi sensibili, ambientale, storico-artistico-culturale, immigrazione, sicurezza e la finanza, le attività cosiddette finanziarie, testo unico bancario per capirci, intermediari finanziari, eccetera, qua si deve andare ancora con provvedimento espresso. Ma io mi trovo a gestire un procedimento in cui l'errore nella gestione,
questioni si riverberano in un'attività mia e quindi gli uffici che erano stati strutturati, come avevamo consigliato fino a poco tempo fa, strutturatevi per la sorveglianza, che fate sorveglianza, adesso bisogna strutturarsi per gestire le conferenze dei servizi, perché è matematico che il cittadino si rivolge all'ufficio più vicino. Ovvio, perché devo andare a Padova se ho Monselice? Perché devo andare a Rovigo se posso restare a Costa o a Badia Polesine? Ma la competenza era, importa, l'ufficio dello sportello unico era qua, no, importa. Io sono andato qua a fare i tuoi, sposta tu. Anzi, io non so neanche se ci devo fare una scia unica o no. Io ti presento sta scia, se poi è unica devi decidere tu, amministrazione. Quindi, prima roba, scia unica, vedere noi, quando ci arriva una scia, se è unica o no. E se dobbiamo mettere in pista più sciatori. E anche se è condizionata. Ma se tu parti su una scia condizionata, beh, sapevi o dovevi sapere che era condizionata e quindi qua no, non puoi reclamare di essere in buona fede. Capite? Allora, da questi principi, da queste due norme, noi capiamo quello che ci sta dicendo qua il Ministero. In ogni caso, quando tu hai un procedimento, lo devi portare avanti e se quello ti chiede il procedimento espresso, perché deve andare in banca, tu non puoi dirgli c'è la scia. Hai sostituita questa roba qua, non rilasciamo più dichiarazioni, vai in autodichiarazione 445 del 2000. No, io voglio la dichiarazione. Non ne rilasciamo più, non siamo più autorizzati. La voglio lo stesso. Voglio la licenza di commercio, me la voglio mettere dietro come era una volta nella cassa. La voglio mettere dietro là. No, non si può più, non importa, la voglio lo stesso. Ma c'è sostituita? No, va avanti lo stesso. Ripeto, resta ferma la perdurante necessità di svolgere e completare comunque l'istruttoria, anche se in ritardo, anche se c'è il silenzio assenso, perché poi nella conferenza dei servizi, e la scia unica, altro non è che una conferenza dei servizi invertita, se si perde il potere o se hai lasciato andare perché la tua assenza, come diremo negli incontri dedicati alla conferenza dei servizi, ma come sapete già perfettamente, alla prima puoi chiedere il differimento, alla seconda se non vai vuol dire che hai tu scelto dove andare e dove non andare, quindi hai ritenuto cedevole quell'interesse, non sei preparato o non ci vai o non hai motivazione di diniego, è come se tu avessi detto di sì e ti assumi la responsabilità di quel sì. Dice, resta ferma la perdurante necessità di svolgere e completare comunque l'istruttoria nella fase decisione del procedimento amministrativo di competenza dell'amministrazione in relazione alla natura patologica e alla valenza negativa rilevata dal Consiglio di Stato che connota il silenzio amministrativo, comportando la perdita del potere di dissentire e di impedire la conclusione del procedimento da parte dell'amministrazione rimasta inerte. Annotazione. La decisione la sapevi, la dovevi conoscere, non dire che non sei in colpa grave ai fini della responsabilità della Corte dei Conti. Sapevi che dovevi chiudere il procedimento. Non lo hai fatto, peggio per te, dei danni rispondi tu funzionario. Perduranza e vigenza dei termini speciali dei procedimenti di tutela del patrimonio culturale, metteteci dentro anche di tutte le altre procedure e voi sapete che non c'è mai nessuna pratica edilizia che non sia anche dentro convalenza ambientale. Il Consiglio di Stato conferma l'interpretazione fornita nella circolare esplicativa di questo ufficio in base alla quale, è ovvio, sono colleghi, non so neanche se sia compagno del concorso. Aspetta che vado a vedere. Non è che lo leggiamo tutti, ma... Sì, da Carpentieri, Paolo Carpentieri. No, non è compagno del concorso non hanno vinto... Cioè non solo sono colleghi, ma potrebbe anche essere che sono dello stesso concorso e quindi ancora più legati. Conferma ovviamente l'ufficio. Paolo Carpentieri e Roberto Giovagnoli sono colleghi, quindi in base alla quale le amministrazioni preposte a tutelare interessi sensibili beneficiano di un termine diverso rispetto a quello generale fissato in 30 giorni e coincidente con quello previsto dalla normativa di settore, sia essa più lunga o più breve di 90 giorni, o in mancanza con il termine di 90 giorni. Ricordatevi quindi che in realtà la conclusione del procedimento è quasi sempre di 90 giorni e quindi abbiamo un sistema disassato tra...
da che potete anche voi dare consiglio quando chiedere il provvedimento e quando no. Ambito oggettivo di applicazione dell'istituto. Nel caso di autorizzazione paesaggistica, il nuovo istituto si applica sia agli atti amministrativi sia agli atti normativi. Eccolo qua. Il nuovo istituto si applica sia agli atti amministrativi sia agli atti normativi. Quindi voi capite che con riferimento agli atti amministrativi, il Consiglio di Stato sottolinea che il silenzio a senso orizzontale opera in tutti i procedimenti che prevedono una fase codecisoria necessaria di competenza di alta amministrazione, qualsiasi sia la natura del provvedimento finale che conclude il procedimento, non apparendo percorribile il parallelismo con l'articolo 20 e la conseguente limitazione all'operatività di soli procedimenti finalizzati al rilascio di atti di autorizzazione, ovvero che rimuovono un limite all'esercizio di un diritto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente sia il silenzio opera anche quando si tratta di fare un atto normativo e che quindi assumo la responsabilità relativamente a quelle procedure in cui io necessariamente devo intervenire. Questo è un in più rispetto alla SCIA. Il silenzio ha senso, quindi ci crea una responsabilità perché è un atto amministrativo silenzioso e abbiamo una responsabilità maggiorata con il silenzio assenso quando è relativo a atti normativi, a regolamenti, quando siamo chiamati come comune nelle cosiddette aree vaste che cominceranno a prendere piede al posto delle province. Ecco allora che nella pianificazione e quant'altro la collaborazione, il cosiddetto intento collaborativo, induce e insiste e instilla delle responsabilità. E allora leggiamo solo la parte dei comuni. In altri termini, il silenzio assenso de quo opera solo nel caso in cui, per esempio, un comune chieda un'autorizzazione per realizzare lavori di restauro di un immobile culturale del demanio comunale, non anche quando, per esempio, un comune chieda la concessione di spazi all'interno di un immobile del demanio culturale statale o il prestito di un'opera d'arte di una collezione statale. In fattispecie del tipo di quelle su ultimo ipotizzate, infatti il comune, pur agendo per definizione per il perseguimento di finalità pubblicistiche rientranti nelle sue competenze istituzionali, agisce da una posizione giuridica che è assimilabile a quella di un privato che domanda un atto di assenso, di tal che appare parimenti applicabile alla limitazione propria dell'articolo 20 dell'operatività del silenzio assenso ai soli procedimenti finalizzati al rilascio di atti di autorizzazione, ovvero che rimuovono un limite all'esercizio di un diritto. Resta di tale quadro confermata la delimitazione operata con circolare 10 novembre 15 nell'ambito dell'operatività del silenzio assenso in generale ai soli procedimenti e rapporti propriamente autorizzatori, con esclusione dei procedimenti e dei provvedimenti concessori, traslativi o costitutivi di diritto in capo al soggetto pubblico o privato beneficiario. È il limite della SCIA, oltre che del silenzio assenso. Quando si tratta di attività contingentate, la SCIA non opera. Siamo in ritardo di 5 minuti sul coffee break, finisco questo ragionamento e poi non vi defraudo del coffee, che puoi chiamare anche caffè perché parliamo tutti tedesco e quindi. Però qual è il passaggio? Che dalla Bolkestein in avanti le attività limitate si riducono in via esponenziale. La circostanza della non applicabilità della SCIA è espressa, deve essere espressa dall'amministrazione. Per fortuna che abbiamo la tabella. Allora, qui il Consiglio di Stato ci dice, o meglio, questa diciamo circolare esplicativa che riassume in una paginetta e mezza le 40 pagine del Consiglio di Stato, ci ha detto, per le cose che ci interessano qua, che il procedimento va sempre concluso anche in ritardo, va sempre concluso anche se in ritardo. Perché il silenzio assenso è una cosa patologica e pone la responsabilità dell'unità operativa che non ha fatto. È in contrasto questo orientamento del Consiglio di Stato con quella che è la legislazione che vuole? Certo. Perché è in contrasto? Non lo so. Prendo atto però che la legislazione ci dice non più un'amministrazione attiva, un'amministrazione di sorveglianza, che il Consiglio di Stato ci dice quando c'è una procedura bisogna chiuderla e che il silenzio è sempre patologia, è sempre una malattia e che chi resta silenzioso è sempre in colpa. Questo lo vedremo meglio quando facciamo la conferenza dei servizi. Gli assenti hanno sempre torto, per definizione. Ma non potevamo, ma eravamo in malattia, ma uno in gravidanza, l'altro aveva la febbre, aveva chiesto il rinvio, non importa. Neanche il fatto eccezionale, non importa neanche quello.
manda qualcuno, manda il certificato medico, ha fatto un incidente, c'era nebbia, ha fatto il tamponamento. Non importa neanche qui. A fronte di questo, il 19 bis, prestare massima attenzione quando vi arriva una scia, perché potrebbe essere una scia unica. E sulla scia unica non c'è un dovere di sorveglianza e basta, anche oltre il termine, cioè non opera quel meccanismo di sicurezza che vi ho detto, stabilisco la mappa dei posti da vedere e poi vado in base alle segnalazioni, ma lì opera sì un dovere di attivarmi, ponendo in essere le altre scia. Cioè se fino a prima del 19 bis eravamo tranquilli, arriva una scia, se sto zitto nei 60 giorni, se riesco a vedere nei 60 giorni, bene, se no dimostro che ero tranquillo perché avevo fatto la vigilanza che potevo fare e oltre un certo limite non ce la facevo. Col 19 bis mi arriva una scia, la prima roba da fare è vedere, speriamo che non sia unica e speriamo che non sia condizionata, perché allora ho attività da svolgere tantissima e subito, con tutta la stessa responsabilità della conferenza dei servizi, che voi questa l'avete già capita perché ormai è un pezzo che ce l'abbiamo, nella versione gli assenti hanno sempre torto, anche se c'era nebbia, anche se ho fatto l'incidente partendo per tempo. Cioè avevo usato la massima diligenza. Il silenzio è un errore. Il silenzio è un errore. Volevo dirvi un'altra cosa prima della pausa caffè, ma sono andato troppo in fretta e mi sono dimenticato cosa dirvi prima. Ah sì, eccola qua. Allora voi capite che quello che ci interessa è adesso la tabella e la modulistica. Ogni comune deve dire: guarda che io sono responsabile solo se tu hai fatto la scia giusta. In altri termini, incorre nelle false dichiarazioni, cioè incorre una scia sbagliata, e da vedere se anche con la responsabilità penale delle false dichiarazioni, chi non segue la tabella, cioè chi attiva un procedimento sbagliato. Se noi, quando ci arriva allo sportello unico una scia, dobbiamo vedere che non sia un 19 bis, la prima roba da fare, il professionista è responsabilizzato, perché qui ha la tabella lunghissima, tutto a caso, eccola qua, attività, trasferimento e apertura di sede di implemento, autorizzazione di silenzio assenso del corso 180, concentrazione regimi, riferimenti normativi, subingresso comunicazione, subingresso scia unica. Tu, siccome nessuno ammette è ammesso a ignorare la legge, questo è un allegato ad una legge, si presume che tu lo sappia, si presume che tu professionista mi faccia la dichiarazione, ed ecco la rilevanza di assunzione e responsabilità dei modelli. I modelli di cui alle slide che seguono, una ventina di slide che facciamo nella seconda parte, mi servono a questo concetto chiave. È una dichiarazione vincolata. La compilazione del modello è una dichiarazione che accede alla scia, mentre la scia la faccio io come voglio, elaborati, eccetera, e dichiaro sotto la mia responsabilità che è giusto e che posso iniziare. Presentandola devo compilare un modello in cui è una vincolata, blindata dichiarazione che è una assunzione di responsabilità. Sei tu che mi dici che questa è una scia unica, sei tu che mi dici che questa è una scia normale, sei tu che mi dici che questa è una comunicazione, sei tu che mi dici che. E io mi attivo di conseguenza sulla tua dichiarazione. In altri termini, essendosi resi conto che col 19 bis si rischiava di nuovo di far fare all'amministrazione attività produttiva anziché attività di vigilanza, si è ripreso con la modulistica dicendo: ti faccio dichiarare a te quello che ritieni sia giusto, sia corretto, sia vero. Chiaro? Ora
la modulistica voi capite che diventa. È un vincolo? Certo, tutto ciò che è standardizzato è un vincolo. Però quale vantaggio ha? Eccolo qua per il nostro imprenditore, è che diventa affidabile. Perché dentro sei a posto, fuori non sei a posto. Dentro non si imbarca cookie, fuori, dentro non ce n'è per nessuno. Ed evitiamo anche tutte le ipotesi di minacce, battimento di pugni sul tavolo, sul bancone del comune, del SUAP, tiramenti di giacchette del sindaco, ma là quello va a vedere, quello non va a vedere, eccetera, eccetera. Signori, è un limite, ma è anche una garanzia per gli uffici e per l'imprenditore. Questo che cosa comporta? Che l'attività di consulenza, che adesso c'è e che dovete fare, dovrebbe essere assorbita dalla modulistica e dalla implementazione delle attività da inserire nella tabella A, che è una tabella ovviamente in crescita e in aggiornamento. Bene, riprendiamo la seconda sessione di questa giornata, di questo lavoro che stiamo facendo oggi, e dopo questo momento un po' così che ci ha messo in condizione di riflettere su quanto efficacemente il professor Facanzani ci ha trasmesso, e ridiamo la parola sicuramente al nostro relatore. Grazie. Allora riprendiamo da dove ci siamo lasciati, e cioè sul concetto del modulo. Il concetto del modulo della modulistica è, l'abbiamo visto, come forma di blindatura e di garanzia, da una parte del privato perché faccia le domande giuste, dall'altra parte per l'amministrazione perché a questo punto faccia fare tutte le dichiarazioni che servono, soprattutto al punto più sensibile, in cui effettivamente la legislazione non è stata felice. È già stato rilevato sia dall'associazione dei professori, sia che ovviamente hanno anche proprio il compito come universitari, sviluppo e progresso della scienza amministrativistica, di segnalare le difficoltà. È già stato visto anche da degli operatori, quindi le segnalazioni sono già arrivate in sede legislativa per una correttivo. Quindi teniamo presente che verosimilmente il 19 bis sarà aggiustato, perché il punto difficile è l'amministrazione che riceve una scia deve in qualche modo porsi il problema se è scia unica, condizionata o no, e smistarla. Questa attività di smistamento connessa al protocollo è un punto delicatissimo, perché presuppone in capo a chi riceve una scia tutta la competenza relativa alla tabella A in memoria per sapere se è giusta la scia, se invece era una comunicazione o qualcos'altro, e se oltre a questo dovesse essere addirittura in realtà una scia condizionata o meno, e se è competente l'amministrazione che ha ricevuto. Dall'altra parte abbiamo già detto che il professionista, per prima cosa, nell'accertare e dichiarare, deve essere professionalmente preparato e capace di individuare il soggetto a cui presentare la domanda. Che domanda non è, perché a domanda c'è risposta, qui invece io ti dico, parto, e tu, se vuoi, in un certo tempo, vieni a guardarmi e a dirmi se sono a posto o meno. Per capire la modulistica, il potere della modulistica, e rispondere anche, come avevamo promesso, alle domande che sono già intervenute e che sono collegate a quanto stiamo dicendo, dobbiamo chiederci: ma in fondo questo professionista che si rivolge a me, quanto deve sapere e quanto devo sapere io? Quant'è l'attività di consulenza che posso fare? Allora, la modulistica ci assorbirà da quella che è l'attività di consulenza, che in questo momento è assillante.
Da più parti, soprattutto da soggetti esponenziali, viene chiesto all'amministrazione: faccio bene a far così, faccio bene a far colà, l'abbiamo già detto all'inizio. L'attività di consulenza c'è, è obbligatoria, devo rispondere a domande generali. A domande generali. La consulenza, per rispondere in termini specifici, non è una verifica anticipata del singolo caso, ma a categorie generali può essere risposto sì, il plano volumetrico da presentare deve avere questa struttura, oppure la scala deve avere questa struttura, oppure gentilmente facci anche un disegno esploso e queste sono le caratteristiche, oppure così va bene, espresso così deduciamo. Non deve essere controllami se posso depositare questa scia. Perché no? Perché questa è una incidenza di verifica anticipata, in quanto se io ho già detto sì, se così me la presenti va bene, blindo l'attività di controllo e quel va bene scritto prima mi impedisce di discostarmi un domani. L'attività è sempre un'attività di controllo, sei tu che devi dichiarare di tenerti a posto, è sotto la tua responsabilità, perché sei un'azione certificata di inizio attività che ritieni di essere a posto, ti assumi tu la tua responsabilità civile, penale, amministrativa di quello che dici, non scaricare su di me, amministrazione, questa responsabilità che il legislatore ha scaricato su di te. Per carità, prendiamo atto, non discutiamo se è un bene o un male, cioè queste sono considerazioni di politica legislativa, era giusto o non era giusto, prendiamo atto di quello che è specifico, cioè che il legislatore ha detto tutta sta roba, la procedura amministrativa, l'istruttoria, se la fa il privato a spese sue e si garantisce lui, e se hai soldi per fare la scia, bene, inizia l'attività, e se non hai soldi per pagarsi il commercialista, l'architetto, il geometra, l'ingegnere, l'avvocato, il biologo, il geologo e tutto quello che serve, non lo fa. Non lo fa. Basta. No che chieda agli uffici. D'altronde, abbiamo ricordato in altre sedi, anche quando noi andiamo in ospedale, abbiamo un ticket da pagare e ci sono prestazioni comunque che sono fuori dall'SSN, c'è sì un diritto alla salute, ma c'è un obbligo di contribuzione, c'è sì un diritto all'iniziativa economica libera, però c'è una parte istruttoria in cui tu devi verificare, autoverificare e autodichiarare che la tua libertà economica, la tua libertà non finisca appunto dove comincia quella degli altri. Consulenza quindi generale sì, linee generali dell'amministrazione, consulenza specifica che si traduca in verifica anticipata di una scia da depositare, no. Questo da cosa lo desumiamo? Dalla circostanza che ci sono cose sbagliate, si sospende e poi si chiude. Ma che in linea generale l'istituto precedente è quello della conformazione. C'è qualcosa di sbagliato? Guarda, ti diciamo come fare ad aggiustarlo dopo. E se non ti diciamo niente, passano i 60 giorni, solo se proprio è un caso di annullamento interveniamo nei 18 mesi, se no vai avanti. E non soprattutto dire che non puoi presentare la scia perché non ti diamo la risposta. Perché la scia è un'inversione di responsabilità. Domande su circuiti chiari, perfettamente. Su concetti generali, tranquillamente. Domande su cose specifiche non se ne possono fare. Una domanda mi è stata posta particolare ed è connessa con quanto abbiamo detto e con quanto adesso stiamo per dire sulla modulistica. Su chi deve organizzare questa attività di vigilanza? Allora, come facciamo in altri termini, per rassicurarci che si evitino denunce di omissione di atti d'ufficio? No, per carità, evitare quelle non si può, nel senso che se uno ritiene di fare denuncia, al suo rischio e pericolo la fa. Ma evitare poi di avere difficoltà con l'omissione di atti d'ufficio, con corruzione, eccetera, quant'altro per la vigilanza. Come bisogna organizzare la vigilanza? Allora è esattamente come l'organizzazione dell'ufficio,
Cioè, se prima avevamo un ufficio organizzato in attività, adesso abbiamo un ufficio organizzato in vigilanza. Questo in linea di principio. Concretamente, cosa farei io se dovessi organizzarmi per me, sapendo di dover dare un servizio, ma anche cercando di evitare di essere vittima di qualche intemperanza, e posto che, come detto, non si può impedire alla gente di fare le denunce. Allora il consiglio è di far assumere alla Giunta un regolamento ai sensi dell'articolo 48, comma terzo del testo unico 267 del 2000. Escluderei di far fare una delibera di consiglio di indirizzo ai sensi dell'articolo 42, secondo comma, vuoi perché quando dite al segretario comunale di portare in comune, in consiglio una roba, giustamente diventa elettrico, il sindaco ancora di più, quindi lasciate stare. Peraltro, come sappiamo, l'unica competenza specifica della Giunta, che come sappiamo ha competenza residuale, atti del sindaco 50-54 sono nominativi, atti del consiglio articolo 42 sono nominativi, e l'ultimo comma del 42 ci dice che quelle competenze non possono essere assunte neanche in via urgente da nessun altro. 48, competenze della Giunta, ti dice quello che non è del sindaco e quello che non è del consiglio è della Giunta, con un'unica competenza specifica nominativa, perché per il resto sono quelle residuali, cioè ciò che non è nell'elenco del sindaco e ciò che non è nell'elenco del consiglio è Giunta, con un'unica però che è il regolamento uffici servizi, che è il 48,3 del testo unico del TUE, il testo unico enti locali, DLGS 267-267 del 2000. Delibera di Giunta che si assume in poco tempo e che diventa anche un'attività di indirizzo politico, e quindi vi dà la copertura come uffici, dice secondo il principio di maggiore trasparenza, efficacia, economicità e adeguatezza e parità di trattamento, tutto quello che ci va dietro l'articolo 97, Costituzione e quant'altro, individua che, uno, ci sia un'attività di vigilanza organizzata per materie omogenee, per zone omogenee a rotazione. Quindi edilizia, commercio, attività produttive a rotazione sul territorio, con precedenza a segnalazioni mirate, specifiche, firmate, no esposti anonimi, pervenute con PEC. Di tale regolamento pubblicizzare e dire quant'altro, per cui se uno deve segnalare fa. Questo in che modo? Uno dice ma il privato non ha la PEC. Giustamente noi sappiamo che dobbiamo mettere PEC perché ormai il codice amministrazione digitale permette prima questo. È ovvio che le imprese hanno la PEC, i professionisti hanno la PEC, ma giustamente il privato, il pensionato, lo studente non è obbligato ancora. Fra un po' avremo tutti l'obbligo di avere la PEC, vabbè, come avremo l'obbligo del bancomat e non avere più i soldi, però questa è un'altra questione. Quando voi mettete PEC, voi sapete che automaticamente per chi non ne dispone vale o la raccomandata oppure la protocollazione. Il comune protocolla col duplex, cioè 2 esemplari, uno se lo porta a casa col timbro ricevuto e l'altro lo lascia. Questo tipo di segnalazione comporta un dovere, specifica, sottoscritta, motivata, il perché ritengo che sia sbagliato questa roba qua, andate a vedere, no, andate a vedere il bar, Ghese Casin, ma non ci sono i parametri, c'è rumorosità, fumo, rumore, non ha l'aspiratore, non ci sono i filtri, le cose anche più generiche sono normalmente che non hai filtri fumo e filtri rumore. Difetta dare filtri filtro rumore, non è in regola con le misure di sicurezza, allora a questo punto scatta. In questo modo voi andate. Dopodiché ho una domanda relativa un po' più specifica, ma che mi serve, senz'altro poi chi la fa, se vuole una risposta più approfondita, anzi invito a farmela per iscritto. Qui la rispondo in via completa, ancorché veloce, perché ci aiuta molto sul discorso silenzio e modulistica. Allora mi viene chiesto, SCIA per inizio attività di trasporto per commercio prodotti alimentari sotto mezzi frigoriferi. Si presenta al comune via SIAP. Ora il comune cosa farà? Trasmetterà l'informativa all'ASL locale e poi la trasfila di quello che deve fare l'ASL. Allora, qui abbiamo tutto l'intersecarsi è un classico esempio questo di SCIA unica o di SCIA composita, come preferiamo chiamarla noi.
cioè di beni che riguardano attività liberalizzata, qual è l'attività economica, il commercio in generale, e attività cosiddetta sensibile, non possiamo dire non liberalizzata, ma diciamo sensibile perché interfaccia sulla questione di sanità e salubrità pubblica. Nel senso che sicuramente commerciare è libero, però la sanità e la salubrità pubblica è qualcosa che supera l'interesse individuale speculativo dell'operatore economico, perché vi è una garanzia che deve essere affidata alla pubblica amministrazione dell'affidabilità degli utenti sui beni che vengono messi in commercio, specie se sono di carattere alimentare. Allora qui, quando ci sono profili connessi ai beni che potrebbero, questo è un consiglio diciamo empirico, ma che funziona. Quando vedete che vi arriva in uno sportello unico qualcosa che ha a che fare con una materia per cui potrebbe essere emessa ordinanza contingibile urgente del sindaco come ufficiale di governo, e quindi sanità, salubrità pubblica, pubblica sicurezza, profili ambientali o quant'altro connessi, allora a quel punto 9 su 10, nella mia esperienza, 9 su 10 è un atto complesso, è una scia, e dovete subito individuare qual è l'altra amministrazione. È anche facile, perché se 8 su 10 sono due quelle che vengono in questione. Una è l'autorità sanitaria, una volta c'era il problema se era il medico provinciale o meno, adesso quando vi interfacciate con l'USL è sufficiente, unità locale socio-sanitaria. La seconda sono i vigili del fuoco, che hanno la competenza. Non c'è la protezione civile, cioè la protezione civile è solo l'intervento postumo, non rilascia autorizzazione, c'è il visto della protezione civile, l'autorizzazione della procedura civile, c'è l'autorizzazione dei vigili del fuoco, sì. Terzo, raro però, è la competenza dell'ANAS, cioè profili di viabilità o dell'ente tutorio strade. Questo per esempio ce l'abbiamo quando abbiamo attività che si interfacciano con l'afflusso e deflusso della circolazione, perché hanno attrazione o no. Mi viene in mente in multisala. I centri commerciali hanno già altre procedure che la procedura unica regionale, come sappiamo con conferenze e servizi e con legame tra autorizzazione edilizia e autorizzazione del commercio, che devono essere contestuali per evitare che si faccia la cattedrale poi nel deserto che non si apre. Tranne queste ipotesi, e quindi nell'ordine sono principalmente l'USL, subito dopo a ruota segue i WWF, non con la W, mi raccomando, volontari vigili del fuoco o corpo e vigili del fuoco, WF, e dopodiché è distanziato l'ente tutorio strade, tendenzialmente l'ANAS o Veneto Strade o chi è insomma o chi è collegato. Bene, a questo punto voi che cosa dovete fare? Mandare solo a uno di questi tre enti. Cosa fa la trafila interna? Questo non importa, perché quando ha la SCIA, indicandogli che scade, essendo materia di commercio, se invece è un'autorizzazione edilizia, un titolo edilizio, scusate, un titolo edilizio che ha questioni relative alla sanità e alla salubrità, allora gli ricordate 30 giorni e dite: guarda, mi è arrivata questa SCIA, prevede una competenza tua, ti avviso che secondo me è 30 giorni perché è una questione edilizia o è 60 giorni perché è questione non edilizia. 5 giorni prima ti invito a dirmi qualcosa, sappi che mi scade, se non mi dici niente andiamo via dritti, cioè la procedura del 19 bis. Voi non siete tenuti a verificare l'organizzazione interna dell'USL, in questo caso dell'USL nel nostro esempio, cioè dell'amministrazione a cui mandate. Perché questa, ognuno si organizza, l'auto-organizzazione, ognuno si organizza come vuole. USL grande stabilisce un ufficio apposta, USL piccola lo fa congiunto, si possono anche con l'azienda zero, per esempio qua in Veneto, quella che è, adesso sono le parti amministrative o legali, sono già da un pezzo in condivisione un dipartimento interaziendale, ci sono già, a prescindere dall'azienda zero, dipartimenti
interaziendali, cioè le aziende, normalmente la territoriale ospedaliera, questo succede a Verona e a Padova, ma anche per esempio tra Treviso e Mestre, fanno il dipartimento interaziendale, e quindi in questo caso ovviamente sia che arrivi da uno all'altro loro mandano l'ufficio interno. È come dire, non so, la convenzione fra comuni, può essere sui convenzionati, non convenzionati, l'ufficio può essere in convenzione o meno, un'unione, eccetera. Voi mandate all'ente nella persona giuridica che ritenete essere di competenza. Come poi lui all'interno è strutturato, a voi non interessa, basta che glielo mandiate e che gli diciate entro i 5 giorni. Vi arriva qualcosa da un altro ente che ritenete non vostro? Benissimo, dovete, questo sì, secondo il principio, non è scritto da nessuna parte, perché l'unica comunicazione è quella da fare 5 giorni prima che scada. Non aspettate quel giorno là, dite subito, guardate, ci è arrivata sta roba qua che tu affermi essere mia, io ritengo non essere mia. Questione di dissenso: se sono amministrazioni statali interviene il Consiglio dei Ministri, ci dice sempre l'articolo. Se sono amministrazioni locali o amministrazioni regionali, non c'è scritto, dovrebbe intervenire, se sono statali e locali, come sappiamo in default è la conferenza unificata. Non c'è scritto che cosa succede per risolvere il conflitto negativo di attribuzioni tra enti non statali. Questo non c'è scritto. Per quelli statali, dice lo Stato, si fa così. Per quelli non statali il conflitto è... Per cui se il comune ti dice no, non so mi, e voi rispondete sì, sei tu, chi è che giudica di questa cosa qua? Si può fare un interpello in regione, è una delle questioni che va risolta, perché per quanto ci consti vi è un riferimento molto blando per cui dovrebbe essere risolta in sede regionale, trattandosi di competenza non statale, quindi demandata anche all'organizzazione regionale. Per parte nostra dobbiamo dire che la modulistica si salva anche da questo punto di vista, nel senso che una buona modulistica evita questo rimpallo qua, perché se ci rimpalliamo anche i termini da una parte all'altra e siamo veramente messi in difficoltà. Allora a questo punto abbiamo, come dentro si interfacciano quindi i funzionari dell'USL, non interessa a voi dirlo. Basta che l'ente a cui vi avete mandato la pratica vi risponda tendenzialmente nei 5 giorni prima. Non vi risponde nei 5 giorni prima, benissimo, ha perso lui il diritto o lei il diritto di intervenire, e siccome è stato inadempiente di tutti i danni inerenti all'inadempimento ai sensi dell'articolo 21 nonies primo comma ultima frasetta messa là di nascosto, 21 nonies primo comma ultima frase, è responsabile il funzionario, perché dice è vero che il privato non mi fa causa, è vero che io amministrazione non rispondo dei danni, ma è ben vero che tengo vincolato e responsabile il mio dipendente per tutto quello che può risultarne, ed è messo là in questa frasetta che sta lì. Si applica anche la SCIA, certo, perché il comma 2 bis di quello stesso articolo prende tutto quello che è l'autoannullamento o il dovere del nonies e lo estende anche alla SCIA. Perché lo deve fare? Perché ovviamente si applica a una cosa, la SCIA, che non è un provvedimento. Attiro la contraddizione, l'attenzione sulla contraddizione, che il 21 nonies è annullamento di un provvedimento. Applichi questa stessa disciplina a ciò che non è un provvedimento. È chiara la finzione di non considerare un provvedimento la SCIA al solo fine di evitare il risarcimento dei danni e di scaricare sul privato i costi, la responsabilità, i rischi che prima gravavano sull'amministrazione. Qual è il passo successivo? È scritto in sede europea di direttive, c'è un bel libretto, facciamo un po' di pubblicità, si chiama L'identità, diritti fondamentali tra corti europee e pubbliche amministrazioni, edito dal Mulino, 2016, dicembre 2016, quindi gennaio 2017, L'identità, il Mulino, Bologna, diritti fondamentali tra corti europee e pubbliche amministrazioni. Ti spiega tutto il ragionamento che in sede comunitaria è sistemato per rendere omogeneo
lo sportello delle attività, perché è chiaro che l'idea è quella della concorrenza e che quindi la stessa standardizzazione, mi arrangio io a fare, ti presento, deve andare per tutti i 27, 28, 29, 25, adesso vediamo qua, più 1, meno 2, Catalogna, Inghilterra, quanti sono i paesi dell'Unione Europea. Allora da lì capite che il passo successivo è riduzione del personale. Riduzione del personale. Cioè dietro la scia ci sta l'obbligo di pareggio di bilancio, e il pareggio di bilancio si ottiene o aumentando le tasse, non è possibile, o riducendo le spese. Qual è la prima spesa? Il pubblico impiego. 2 milioni di dipendenti devono essere licenziati. Come fare? O li licenzi, non è possibile, sono 4 milioni di voti almeno, oppure rendi obsoleto quello che fanno e pian pianino, siccome non servono più, li puoi prepensionare, facciano pure sciopero a quel punto, tanto non possono più incidere sulla concretezza del paese, e allora protestino pure e arrivederci e grazie. Il libretto è molto interessante perché vi spiega anche come si compra una casa, come si fa il mutuo, il perché le banche hanno l'agenzia immobiliare dentro, eccetera, eccetera. Si legge in una sera, è fatto apposta per essere fruibile a un pubblico non giuridico, insomma un pubblico che voglia. A quel punto poi non mangerete neanche più pollo, perché spiega anche come le galline che vanno in Tunisia tornano macellate, eccetera, eccetera. E quindi rende anche un po' superfluo quella della nostra attenzione sui prodotti alimentari. Bene, allora, in risposta alle domande devo uscire, ahimè, dopo essere entrato dalla presentazione, per dov'era? Eccola qua, la tabella, un'ultima cosa. Allora, la tabella A dobbiamo ricordarla, non tanto perché la leggiamo con tutte le materie, quello poi sarà quando faremo l'attività edilizia, l'attività di commercio nelle prossime giornate, ma ci serve per capire la modulistica sulle tipologie. Allora, la comunicazione era quella che era la semplice, una volta, il semplice avviso, quello per capirci, per chi ha esperienza nei comuni, mutamento di destinazione d'uso senza opere. Manda una lettera qualsiasi, sì e no al massimo era l'attività cosiddetta liberalizzata, irrilevante ai fini giuridici, al massimo ti ricalcolavano gli oneri di urbanizzazione se l'attività comportava un carico diverso, classico da magazzino a un capannone artigiano o viceversa. Mutamento di destinazione d'uso senza opere. La comunicazione è esattamente effetto immediato. Comunicazione effetto immediato, protocollo che è tendenzialmente, o un futuro sarà tendenzialmente quello informatico, perché abbiamo avuto anche con quello automatizzato denunce continue, perché in ritardo, cioè soprattutto con le buste, le gare, ma mi avevo portato, no, quello era chiuso 5 minuti prima, me l'ha registrato a mezzogiorno e 1 minuto, ma non è vero, eccetera. Cioè anche l'automatismo non... E quindi l'idea che sia un server di posta certificata che è esterno all'amministrazione è la garanzia. Indica SCIA la disciplina del 19 con un'avvertenza: non per la perdita successiva dei requisiti. La perdita successiva dei requisiti non è disciplina SCIA, è provvedimento a sé stante, è un procedimento a sé stante. Tabella SCIA unica, il 19 bis, con tutte le attività e tutte le problematicità che ho indicato. È un articolo che va ritoccato perché non è un articolo che ci tranquillizza. Non ha nessun'altra particolarità per il destinatario se non la circostanza che obbliga me amministrazione a fare amministrazione attiva. SCIA condizionata, in questo caso c'è la necessità, è una conferenza di servizi in forma silenziosa, sciistica, in cui però ovviamente la presenza di un elemento di autorizzazione condiziona l'efficacia. Non puoi partire finché non c'è tolta quella sicura, che è un interesse sensibile. Allora, quando la tabella indica l'autorizzazione è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio assenso di cui all'articolo 20. E qui mettetevi vicino no per quello che vi ha detto il
il Consiglio di Stato con la circolare che vi diamo, esplicativa e riassuntiva. Nel senso che questo è quello che dice la legge, non è che io mi stia inventando, questo qua sopra, andiamo su a vedere, è DL legislativo 25/11/2016, numero 222, l'allegato è la tabella A. E quindi noi dobbiamo prendere atto, come in parte abbiamo anche detto, che la legislazione ci dice una cosa, ma il Consiglio di Stato dice una cosa che è in contrasto con la legislazione. Cosa prevale secondo me? Andate dietro al Consiglio di Stato. Per quale motivo? Perché poi la regolarità dell'azione amministrativa finisce al TAR. Il TAR, mediante il meccanismo del precedente, deve rispettare i precedenti del Consiglio di Stato, rispetta quello che dice il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, quando fa una decisione generale, serve poi per tutto, fanno un gran lavoraccio, 40 pagine, per tutte le sezioni, e quindi tendenzialmente siamo di fronte ad un meccanismo che è vincolante. Come detto in quella regolamentazione del Consiglio di Stato, ovviamente questo vi impone una necessità di attività connessa a tutto il profilo inerente. Ecco allora che il silenzio assenso non vi salva, non vi condiziona, non vi affranca per la natura patologica che abbiamo detto, e quindi sostanzialmente vi impone di portare avanti il concetto. L'autorizzazione, infatti, è provvedimento espresso per un ulteriore profilo, cioè per la circostanza che non è sostituita, che si dia integramente dalla SCIA. Io posso chiedere il titolo, così come in edilizia posso andare avanti con la SCIA o posso chiedere il permesso di costruire. Con la circostanza, però, l'unica differenza è che in questo caso, se ci sono dei ritardi, non posso fare una richiesta di risarcimento del danno, perché si applica il principio di concorso di colpa del danneggiato 1227, dice: volevi subito, potevi andare in SCIA. Hai chiesto il permesso, ci abbiamo messo di più, è vero, abbiamo sforato, abbiamo fatto un danno, ma il risarcimento ti verrà scomputato con la circostanza che tu stesso potevi fare. È anche vero, mi dice, è necessario un provvedimento espresso salvo i casi in cui è previsto il silenzio assenso, con i limiti che abbiamo detto. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano disposizioni. No, ma io guarda, le slide sono già qua, per cui io te le passo subito. Hai altro materiale da mettere, e allora intanto che apri io finisco questa parte qua. Mi stava dicendo: lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applica con disposizioni in materia di conferenza di servizi, di cui articoli 14 e seguenti. Entro 5 giorni è convocata la conferenza di servizi per l'acquisizione di autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo sportello unico all'interessato. I 5 giorni di cui all'articolo 14 a questo punto scattano dalla protocollazione. Sì, e a questo punto abbiamo in realtà è un termine questo perentorio? No, non è termine perentorio, nel senso che in base al numero di amministrazioni, in base al numero di richieste che arrivano all'amministrazione, io stesso posso differire. Allora, quello che è perentorio è il meccanismo una volta partiti. Quello che invece è sostanzialmente un termine ordinatorio è il primo. Mentre una volta che è partito il meccanismo della conferenza di servizi, a quel punto la sequenza è meccanica e progressiva. Sotto il profilo invece della coerenza del sistema, il primo termine, cioè è indetta entro, non c'è una sanzione per questo entro. Perché se io non sono in grado di vedere quanti sono i profili dell'amministrazione, non delle amministrazioni da invitare, quanti sono da invitare, posso anche indirla in un momento successivo. Eravamo per iniziare, se le vuoi iniziare tu a questo punto, sì, che così sentono anche un'altra voce. Abbiamo già introdotto, presento per chi non la conosce già o chi non l'aveva vista in teleconferenza o l'avvocato Laura Paglia, già avvocato amministrativista di esperienza, già vice segretario comunale, poi fino a vice segretario comunale del Comune di Padova, quindi con esperienza sia di qua
che di là, come dicevamo. Avevamo già individuato il vigore e l'assenza della modulistica, vantaggi, svantaggi, le regole fondamentali, e allora lasciamo a te la parola e devo schiacciare il numero 4? Numero 2. 2, perfetto, dovrebbe andare 4, 1, ma il 4 non è segnato qua. No, è giusto. È giusto, è il quarto tasto, sì che è il numero 2, perfetto. Cioè PC2, sì, ok. Buongiorno a tutti. Eccoci. Dunque, di cosa avete parlato nella... Tutto già detto fino proprio qua all'inizio. Siamo arrivati fino a qua. Allora, scusate il ritardo, un'udienza che era alle 9, quindi siamo entrati alle 11. Vabbè, questo succede. Dunque, andiamo sugli argomenti un po' della giornata. La modulistica, il decreto 126 dice le amministrazioni devono adottare moduli unificati e standardizzati. Quindi il grosso per le segnalazioni, istanze, comunicazioni, tutto ciò che deve essere indirizzato alla pubblica amministrazione deve essere fatto su moduli unificati e standardizzati. Questo è un problema che c'è sempre stato, cioè ogni comune aveva un po' i suoi moduli, ogni amministrazione aveva un modulo diverso, c'è chi chiedeva una serie di documenti, chi chiedeva altri. Adesso il legislatore ha messo un punto fermo, ha detto li facciamo uguali per tutti, questi benedetti moduli di comunicazione, di segnalazione, certificato, inizio attività e sostanzialmente anche delle istanze, delle richieste che vengono formulate. Quindi adesso per rapportarsi con la PA devono essere usati obbligatoriamente questi moduli unificati, però naturalmente il problema qui, il nostro ordinamento è complesso, ci relazioniamo anche con le regioni che hanno le proprie competenze e quindi allora il legislatore dice le amministrazioni statali fanno i loro moduli, dopodiché i moduli per le amministrazioni regionali e locali vengono adottati in sede di conferenza unificata, che è la conferenza Stato-Regioni, e lì si adottano i moduli. E questo è stato fatto in particolare nel nostro, sono state adottate 2 sedute del 4 maggio 2017 e del 6 luglio 2017, ci sono i verbali della conferenza unificata. Adesso se volete ci diamo anche un'occhiata che così proprio per vedere fisicamente come sono questi, eccoli qua, scusate, eccola qua, è un malloppo enorme, naturalmente perché abbiamo un verbale e abbiamo 260 moduli allegati. Nelle prime pagine abbiamo delle istruzioni, indicazioni di quello che è il contenuto successivo e anche di quelle che sono le indicazioni più importanti per la consultazione. Per esempio il fatto che questa scheda anagrafica è obbligatoria per qualsiasi tipo di modulo che si vada a usare, sia che si tratti qualsiasi tipo di attività di cui si tratti. Sapete che queste sostanzialmente questi verbali della conferenza unificata e la modulistica in generale sono in 2 settori di attività, cioè commercio e edilizia, parliamo di questi 2 ambiti di attività. Tutte le domande e istanze che si fanno vanno indirizzate usando questi moduli. E la scheda anagrafica è comune a tutti quanti, quindi qualsiasi tipo di procedimento, e poi ci sono anche altri moduli comuni come ad esempio la notifica sanitaria, che diventa un modulo comune per tutti gli esercizi che si occupano anche del settore alimentare, quelli che intervengono nell'ambito del settore alimentare. Non è bastata una prima seduta, nella seconda seduta del 6 luglio 2017 la conferenza unificata ha adottato una serie di ulteriori moduli che sono quelli, per lo più invece qua parliamo sempre di una parte commercio, però anche riferiti alla edilizia.
Quindi torniamo sulla presentazione. Quindi ecco, la cosa importante è però il decreto dice teniamo conto delle specificità regionali. E qua perché la regione interviene con competenza legislativa in materia di commercio e anche nell'edilizia, quindi i moduli non bastano quelli adottati dalla conferenza unificata, ma devono essere anche riadattati dalla regione. La regione Veneto è intervenuta in particolare con una deliberazione che spero che la maggior parte di voi abbia visto, comunque adesso se non l'avete vista ne prendiamo cognizione adesso, è la delibera 971 del 23 giugno 2017, che è quella con cui la regione ha preso atto del lavoro fatto dalla conferenza unificata, della prima parte, perché vedete che le date sono, la conferenza unificata era del 4 maggio, quindi questa è stata adottata a giugno e quella del 6 luglio invece non era ancora stata adottata. Comunque ha preso atto della prima parte del lavoro della conferenza unificata e ha adattato questi moduli, li ha adattati alla specificità regionale. Quindi quello che è stato il lavoro della conferenza unificata è poi stato rivisto dalla regione in base alle competenze regionali. Nella delibera vengono dette anche alcune importanti indicazioni. Questa parte qui è fondamentale. Ciò premesso, si evidenzia che i regimi amministrativi previsti nella tabella A del decreto 222 del 2016, decreto che è quello che ha completato, no, di cui avete già accennato adesso poco fa con la tabella, che è quello che ha completato l'enunciazione del 126. Il 126 ha detto: il legislatore mi ha dato l'indicazione di stabilire quali attività sono soggette a segnalazione certificata di iniziatività, quali sono soggette a comunicazione e quali autorizzazione. Questa cosa non è stata compiuta attraverso il primo decreto 126 perché ha fatto solo delle enunciazioni, ha trovato realizzazione invece col decreto del novembre, il 222, che ha detto e ha fatto la tabella A che ha detto queste sono le attività e questi sono i regimi amministrativi. Quindi sostanzialmente quella è la guida, quella è la direttrice. Il regime, c'è scritto nella tabella che il regime è la SCIA, quella è il regime amministrativo che devo adoperare. Però attenzione, perché c'è la competenza regionale che si interseca e il decreto 126 mi ha detto sì, bene i moduli, però i moduli fatti alla conferenza unificata devono poi adattarsi alle competenze regionali. E allora la regione come fa a quadrare la situazione? E lo dice qua chiaro. Ciò premesso, si evidenzia che i regimi amministrativi previsti nella tabella A, allegata al citato decreto 222, trovano applicazione nelle fattispecie per le quali le disposizioni regionali prevedono un regime amministrativo maggiormente gravoso. Quindi il principio è: si applica sempre il regime amministrativo più semplice, più facile, ma non per la PA, ma per l'interessato. Quindi se è richiesta un'autorizzazione si applica, e la regione invece prevede una SCIA, si applica il regime regionale perché la SCIA è più favorevole per il privato rispetto all'autorizzazione. E infatti qua lo dice, lo riassume bene, la delibera anche scritta bene, lo diciamo perché non è una cosa frequentissima, insomma in questo caso è molto chiara. Pertanto le sopravvenute disposizioni statali contenute nella citata tabella A si applicano nelle ipotesi in cui esse prevedano il regime della comunicazione nella fattispecie assoggettate a SCIA dalle disposizioni regionali. Se c'è un regime di comunicazione è più favorevole al privato, quindi si applica il regime di comunicazione. Il regime della SCIA nella fattispecie assoggettata a autorizzazione dalle disposizioni regionali, oppure termini per la formazione del silenzio assenso inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale. Per esempio ci fa un esempio qua la regione, ci dice per esempio a titolo esemplificativo
Gioverà quindi osservare che in materia di commercio al dettaglio su area privata continua ad applicarsi il regime della SCIA, ai sensi della legge 241/90, per le medie strutture di vendita con superficie non superiore a 1500 metri quadri, introdotto dall'articolo 18,1 della citata legge regionale 50/2012 in luogo del regime autorizzatorio previsto dalla legge statale. Sta dicendo, guardate, che se guardate la tabella per la media struttura di vendita sotto i 1500 trovate autorizzazione come regime amministrativo, ma noi invece come regione abbiamo stabilito che sia soggetta a SCIA e quindi si applica la SCIA perché si applica sempre il regime più favorevole dal punto di vista del privato. Dopodiché ci sono anche altri moduli che invece la regione ha approntato direttamente perché sono riferite a discipline normate solo dalla regione, quindi la regione è intervenuta facendo i moduli. Quindi questa delibera ha tutti gli allegati e qua dice anche questa modulistica che io allego a questa delibera è stata coordinata con la modulistica unificata e standardizzata approvata dalla conferenza Stato-Regioni. Quindi siamo già dentro quel quadro, però con queste modifiche che io faccio come regione per le specificità della regione Veneto. Poi ci dice anche nella delibera, ricordatevi che questa modulistica va usata per la presentazione delle pratiche tramite il portale nazionale Imprese in un giorno, e questo ovviamente, e ci dice anche che qua tutti gli enti locali ovviamente devono fare riferimento a questa, ovviamente nessun altro tipo non possono inventare modulistiche diverse, ma sono queste. Quindi il combinato disposto dei moduli approvati, brutta parola combinato disposto, ma significa questo, vuol dire l'insieme dei moduli approvati nella conferenza unificata, modificati dalla regione, dà l'indicazione dei moduli che devono essere utilizzati. Attenzione che questi moduli devono anche essere messi a disposizione dei privati. Messi a disposizione, ecco qui nella slide faccio anche riferimento a questo discorso della premessa della delibera regionale che si applica sempre il regime più favorevole. Va pubblicato sul sito istituzionale. L'onere di pubblicazione, come dice anche la nota dell'ANCI che è stata pubblicata in materia, è assolto anche mediante un link alle piattaforme dello sportello Impresa in un giorno oppure ai portali regionali. Quindi l'obbligo di questa pubblicazione è assolto anche tramite questo collegamento. Non è detto che sia necessario proprio che siano presenti. Questo onere di pubblicazione è già in vigore per i moduli approvati dalla conferenza in data 4 maggio 2017, mentre in teoria e anche in pratica, per la seconda tornata di moduli approvati dalla conferenza unificata del 6/7/2017, l'obbligo di pubblicazione scatta dal 20/10/2017, quindi fra pochi giorni comunque sono già presenti. Attenzione che qui il legislatore ha introdotto delle sanzioni disciplinari per la mancata pubblicazione. Quindi se non c'è né il link né la modulistica presente, esistono delle sanzioni disciplinari. Ed è anche una sanzione pesante perché prevede la sospensione con privazione della retribuzione per un periodo. Per gli enti locali, il comma 3 dell'articolo 2, sempre del decreto 126, prevede una previa diffida ad adempiere. Questa situazione, questa sanzione disciplinare è abbastanza anomala. Intanto è una sanzione disciplinare che riguarda non solo l'onere di pubblicazione, ma anche l'impossibilità di chiedere altri documenti. I moduli prevedono insieme tutta la documentazione che deve essere allegata. Io, amministrazione, SUAP, che ricevo, non posso chiedere altri documenti all'interessato. Devo chiedere soltanto
Se lui si è dimenticato di allegare qualcosa che è richiesto nei moduli e che non ha messo, quello posso chiederlo, ma io per prassi chiedo anche il certificato di agibilità, per esempio. Niente, ve lo dimenticate, ve lo scordate, ma io per prassi avrei bisogno anche di niente, ve lo dimenticate. Quello che c'è scritto nel modulo come necessario e sufficiente ai fini della trattazione della pratica è quello che potete chiedere. Punto. Non potete nemmeno chiedere documenti che sono acquisibili da altre amministrazioni. Questo è un mantra, lo diciamo chiaro, ormai questo è un principio consolidato. Quello che io posso acquisire da un'altra amministrazione non lo posso chiedere al privato. Che dopo sia semplice acquisirlo dall'altra amministrazione lo sappiamo che è difficile, però adesso con i sistemi delle banche dati, delle convenzioni, scambio di dati dovrebbe essere un po' più facile. Però ricordatevi che non potete chiedere, per esempio anche qua tutto quello che riguarda appunto delle iscrizioni in albi o delle certificazioni, potete usare lo strumento di controllo tra amministrazioni, ma non potete chiedere all'interessato. Quindi attenzione che qua ci si gioca, bisogna stare attenti perché sembrano sciocchezze e soprattutto siamo sicuri che queste cose vengono fatte per lo più in buona fede, perché non è che l'interessato, cioè la PA, va a chiedere documenti proprio perché vuole ostacolare, vuole creare problemi. Sicuramente sono fatte in buona fede, però attenzione che questa buona fede non rileva, perché purtroppo la norma prevede la sanzione disciplinare quando viene richiesto il documento che invece è richiedibile presso altre amministrazioni oppure che non fa parte di quelli previsti come standard nella modulistica, lì entriamo già nella sanzione disciplinare. È molto discutibile, lo scrivo anche qua, sul piano proprio giuridico questa previsione, perché la sanzione disciplinare normalmente prevede una coscienza, una volontarietà, un'intenzione. Qui mi sembra che più stiamo cercando, cioè può esserci un errore materiale da parte dell'impiegato che va a richiedere, ma non l'intenzione di creare problemi. Ecco, la vedo difficile questa cosa. In più, questa è un'osservazione a margine, diciamo, del tipo proprio extra giuridico che facciamo, cioè le sanzioni disciplinari non sembrano proprio lo strumento più efficace per coinvolgere la PA in questo processo di riforma. Insomma, dovrebbero essere altri strumenti per arrivare piuttosto che lo spauracchio della sanzione disciplinare. Ma queste, insomma, sono considerazioni che facciamo metagiuridiche. Grazie. E dunque, abbiamo questo. Allora il quadro della modulistica, attenzione che non possiamo chiedere appunto cose extra perché altrimenti entriamo subito nella sanzione disciplinare. Nell'articolo 19, il decreto 123 all'articolo 3 modifica anche e integra l'articolo 19 che è l'articolo dedicato alla SCIA, di cui abbiamo già parlato anche ieri eccetera. Ma qui parliamo in particolare di quel potere di sospensione che è stato introdotto dentro l'articolo 19, perché ha una formulazione un po' strana, diciamo, ha aggiunto questo potere di sospensione che si aggiunge al potere inibitorio che è quello dei 60 giorni. Quindi andiamo a vedere un attimo questo. Allora, la prima parte del comma 3 dell'articolo 19 dice: l'amministrazione in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti nel termine di 60 giorni fa il divieto, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività. Quindi questo potere è collegato all'accertata carenza di presupposti. Mi dice, tu hai fatto la SCIA, non potevi fare la SCIA perché il regime amministrativo è diverso, è un'autorizzazione. Questo è il caso tipico dell'esercizio del potere inibitorio.
Però la norma, l'ultima parte mi dice, la seconda parte mi dice anche, qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente con atto motivato invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di quest'ultimo, e questa è una norma che è collegata a quel principio di cui parlavamo anche ieri. L'amministrazione non può dire no e basta, cioè deve dire anche che cosa può fare l'interessato per rendere conforme la sua attività alla normativa. E questo è, se vi ricordate, quel discorso che facevamo ieri sul fatto che cambiano i poteri della PA, cioè la PA non può limitarsi a dire no, non mi va bene, ma devo dire anche mi va bene, no, adesso, ma sarebbe sì a queste condizioni. Quindi ricordatevi che la PA non è più il signor no tradizionale, ma è quello che deve dire anche adesso è no, non va bene, però dopo se tu facessi questo e questo e questo, l'attività potrebbe andare bene. Ecco, quindi è che questo è un salto logico non indifferente, perché è un ruolo diverso, perché a me qualche funzionario è venuto anche a dire ma io perché devo fare sta roba, non è mica il mio lavoro, cioè suggerire cosa devono fare gli altri. Invece sì, adesso il legislatore ha chiesto anche questo, quindi lo capisco che è qualcosa di nuovo, di diverso da quello che si faceva tradizionalmente, però è questo quello che chiede il legislatore, chiede un passaggio in più, perché è in nome del principio di leale collaborazione tra privati, imprese e PA, quindi è un processo di riforma che cambia radicalmente anche il rapporto, lo vediamo da queste piccole cose. Poi dice, in difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso suddetto termine, l'attività si intende vietata. Cioè, se non ti conformi, ovviamente non puoi fare. E fin qua siamo tutti d'accordo. L'ultima parte, che è quella introdotta col decreto 126, mi dice, con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, eccetera, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività. E qui entra un altro discorso. Non è un potere inibitorio, perché il potere inibitorio è quello che abbiamo visto prima entro i 60 giorni oppure entro i 30 giorni in materia edilizia. Quindi è un'altra cosa. Qui sembra più collegato a un discorso, sicuramente la prima parte dice attestazioni non veritiere, quindi siamo fuori di quella fattispecie del comma 1 che mi dice non ci sono i requisiti. Qui mi hai fatto delle dichiarazioni che non sono vere, mi hai dichiarato delle cose false sostanzialmente. Oppure c'è un pericolo per la tutela. Quindi questa azione rispetto a quello che è il potere inibitorio sembra riferito più a dei problemi sostanziali, mentre il primo comma si riferisce a un problema formale, cioè non sei dentro la fattispecie della SCIA, quindi io ti obbligo. Qui invece è un intervento della PA perché c'è un danno, cioè si sta realizzando un danno e quindi intervengo con questo potere di sospensione. È un atto motivato, interrompe comunque, mi dice, sono interrotti i poteri inibitori, quindi conserva i poteri inibitori, l'amministrazione, perché appunto viene interrotto, ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. Quindi questo potere di sospensione di nuovo deve indicare le misure attraverso le quali il privato può conformare la sua attività. E poi, in assenza di ulteriori provvedimenti, cessano gli effetti della sospensione. Quindi se anche qua, a un certo punto, la sospensione deve finire. Non è chiarissimo perché la norma è abbastanza confusa. Sembra riferita più a problemi di natura sostanziale. Non è chiarissimo neanche come si possa passare dal periodo della sospensione poi all'esercizio del potere inibitorio. Sembra molto più semplice l'adozione dell'esercizio dei poteri inibitori, diciamo, dentro quella fattispecie, anche perché
vi ricordo che sul tema delle attestazioni non veritiere adesso è intervenuta la modifica, sempre va coordinata con l'articolo 21 nonies, in cui c'è la possibilità di fare intervenire in autotutela per la PA, però occorre che la falsa dichiarazione sia accertata con sentenza passata in giudicato. Ecco, quindi anche qua non siamo esattamente in una fattispecie molto semplice. Il potere inibitorio e l'autotutela, di questo abbiamo già parlato in parte anche ieri. Il termine appunto decorso, andiamo a vedere cosa succede sempre nell'articolo 19. Al comma 4 mi dice, andiamo anche a vederlo perché il testo ce l'abbiamo. Scusate. Prendo il testo solo per comodità. Questo. Ah no, qui non ce l'abbiamo, scusate, prendo il testo della legge 241/90 perché andiamo direttamente sul testo qua modificato. L'abbiamo detto anche ieri, conviene usare come riferimento la legge 241/90 che è quella dove il legislatore ha apportato tutte le modifiche. L'abbiamo detto anche ieri, la legge sul procedimento è diventata la 241/90, quindi le altre discipline di settore devono poi adattarsi a questa normativa, cioè la legge madre che diventa appunto la 241/90 per tutto. Andiamo direttamente all'articolo 19, volevo farvi vedere questa parte che dice cosa succede se l'amministrazione sono passati a questa possibilità di intervenire, l'esercizio dei poteri inibitori. Bene. Al comma 4 mi dice cosa succede decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6 bis, cioè vuol dire i 60 giorni oppure i 30 giorni per l'edilizia, perché il comma 6 bis è quello che fa riferimento all'edilizia, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3, che vorrebbe dire questi provvedimenti di inibitori con però le indicazioni delle misure conformative oppure eventualmente il potere sospensivo, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies, che vuol dire autotutela, che vuol dire intervengo io come amministrazione nell'ambito dei miei poteri di verifica, però attenzione che l'autotutela ha adesso comunque un periodo limitato entro il quale può essere esercitato, che sono i famosi 18 mesi. E quindi entriamo dentro i 18 mesi, perché l'articolo 21 nonies, però anche se effettivamente c'è la possibilità di andare oltre i 18 mesi, di intervenire in autotutela oltre i 18 mesi, quando nel caso delle false dichiarazioni accertate, però con sentenza passata in giudicato. Quindi i poteri dell'amministrazione, per intenderci, vanno esercitati là dentro i 60 giorni, perché dopo è molto più difficile farlo, perché nel tema dell'annullamento in autotutela scattano tutti i meccanismi sussistendone le ragioni di interesse pubblico, quindi non più per solo problemi di vizi formali di legittimità, quindi mi devo motivare sotto l'aspetto dell'interesse pubblico e contemperare i diversi interessi, cioè l'interesse mio, ma anche l'interesse di chi ha cominciato l'attività
sulla base di una scia che lui aveva presentato e che l'amministrazione non ha contestato nei 60 giorni. Quindi il privato ha fatto affidamento sul fatto che potesse andare avanti. Questo è il principio. Attenzione, i poteri dell'amministrazione di controllo, di verifica si riducono, si restringono, quindi se c'è da intervenire si interviene subito. Questa è la regola. Altrimenti dopo è molto molto più difficile in generale. Si interviene a ragione naturalmente, non è che si interviene a casaccio, ecco, per bloccare. Quindi questa è l'indicazione che vi diamo anche in base a quello che è l'orientamento. Dunque torniamo alle slide. Ok. Dunque, ecco, il problema è anche quello del terzo, la tutela del terzo. Anche qua ieri abbiamo detto, il terzo siamo noi. Il terzo siamo noi, cioè sono io che ho l'esercizio di ristobar al piano terra che fa rumore e io non riesco a dormire. E qui c'è anche un altro tema interessante: come si tutela il diritto di questo terzo che viene leso da questa situazione, perché sicuramente lui presenta una lesione. Questa la norma ci dice adesso, l'articolo 19, il comma 6 ter, guardate, la segnalazione certificata di inizio di attività non sono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, quindi il terzo non impugna la scia, non può fare niente per impugnare la scia. Questa l'ha scritta il legislatore dopo che c'è stato un ampio contrasto in giurisprudenza e dopo che comunque è intervenuta anche l'adunanza plenaria, Consiglio di Stato. Tarveneto poi sempre su questo tema l'aveva anche più volte ribadito. La scia non è un provvedimento da impugnare, è una dichiarazione del privato, è un atto del privato, quindi non c'è un atto da impugnare. Ma io che ho questo sotto che mi disturba, cosa faccio? Cosa posso fare? La norma dice questo: gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e in caso di inerzia esperire esclusivamente l'azione di cui è l'articolo 31, cioè l'azione del silenzio. È un'azione che va contro la pubblica amministrazione, ma ti faccio l'azione del silenzio, non contro la DIA, ma contro il fatto che tu, amministrazione, dovevi fare delle verifiche e non le hai fatte. E qui entra un'ulteriore complicazione, perché pensate, facciamo il caso del soggetto che si ritrova sempre questo ristobar con la musica che fa rumore, però mettiamo anche che sia un soggetto che lavora all'estero, per esempio un ragazzo giovane, che sono quasi tutti all'estero adesso, quindi va via e torna a casa, diciamo, dopo 6 mesi. Torna a casa e si ritrova questo ristobar sotto. La prima sera si diverte, va anche lui giù, va a vedere com'è, la seconda sera esce, va via per non sentire il rumore, la terza sera un po' si arrabbia, diciamo, ecco, comincia a pensare che la cosa non è esattamente corretta. Allora va in comune, cerca di capire cosa succede, cosa può fare per difendersi. E qua dicono, ma sì, c'è questo, la scia, ma è stato aperto ancora 5 mesi fa. Qua l'esercizio dei poteri inibitori noi non l'abbiamo fatto, quindi comunque per noi andava tutto bene. Ma io ho questo problema, guardate che questo fa rumore, cioè questa è una discoteca, non è un bar con la musica. E cosa può fare? Teoricamente lui può sollecitare l'amministrazione, quello che è previsto la norma, può sollecitare l'amministrazione ad adottare dei provvedimenti contro chi sta esercitando questo
questo ristobar, e poi se l'amministrazione non lo fa può fare l'azione di silenzio. Però attenzione che le ultime pronunce del Consiglio di Stato vanno anche oltre, in una recente del numero 4610 del 2016, e dice: attenzione che l'esercizio degli eventuali poteri inibitori, anche sollecitati dal terzo, deve avvenire entro i 60 giorni. Quindi io, che sono stato via i 6 mesi, in realtà ho perso la facoltà di far valere questi poteri inibitori dentro i 60 giorni. Questo è un po' per assurdo, perché è un'interpretazione molto restrittiva, però dà indicazione al Consiglio di Stato che si deve tutelare l'affidamento del terzo che ha cominciato l'attività attraverso la SCIA. È una pronuncia, ne avremo delle altre, sono norme nuove, non sappiamo quello che poi accadrà. Però questo capovolge un po' il sistema, perché io terzo normalmente avrei il diritto di far valere appunto i miei diritti dal momento in cui ne vengo a conoscenza, e io ne sono venuto a conoscenza oggi perché sono stato via prima a lavorare. Il fatto che siano decorsi quei 6 mesi non è una mia colpa, io prendo atto adesso, dovrei avere tutti i miei termini a disposizione, invece mi resta solo questo potere di sollecitare la verifica della PA, che però voi ben capite che l'esercizio, avere la possibilità di chiedere all'amministrazione di inibire nei 60 giorni, diciamo quello che poteva fare nei 60 giorni, farlo di nuovo adesso, dire inibire l'attività, io terzo chiedo alla PA, vai tu adesso a dirgli che non può fare l'attività e che deve conformare, deve ridurre il rumore, quindi deve fare musica soltanto in determinate ore, eccetera. Questa è una cosa, e questo è molto più semplice. Ma invece chiedere all'amministrazione di fare una verifica per l'eventuale autotutela è tutto diverso. Entra in campo anche un meccanismo di discrezionalità della pubblica amministrazione, quindi la tutela del terzo resta altamente affievolita, sempre nel nome dell'affidamento di chi comincia l'attività. Quindi siamo un po' sbilanciati in questo momento, siamo sbilanciati a favore di chi comincia l'attività, di chi deve quindi svolgere un'attività di impresa. Vado velocemente perché non abbiamo più tempo quasi, quindi sì, il Consiglio di Stato dice anche che queste norme fissano un nuovo paradigma di rapporti tra la PA e il cittadino, e è vero, perché ci sono anche queste notevoli modifiche. C'è anche da dire che tradizionalmente il potere repressivo della PA in presenza di false dichiarazioni in privato è sempre stato ritenuto giustificato dalla giurisprudenza, cioè se tu mi dichiari falso, io ho come PA ho il potere di intervenire anche a distanza di tempo. Questo tradizionalmente è stato ritenuto valido dalla giurisprudenza. Non so se arriverà, se manterremo questo tipo di orientamento, perché da quello che si è visto adesso no. Ecco, andiamo un po' più a preferire chi deve cominciare l'attività. Velocemente, la concentrazione dei procedimenti e anche la concentrazione. Il decreto impone la concentrazione della gestione del procedimento in capo a un unico soggetto, e c'è la questione della famosa SCIA unica, quando oltre alla SCIA sono necessarie altre SCIA o altre attestazioni, accelerazioni e notifiche. Vi faccio l'esempio dell'esercizio di vicinato di genere alimentare, che ha bisogno della SCIA più la notifica sanitaria. I riferimenti sono il punto 1.2 della tabella A, e vedi anche il modulo della regione allegato alla delibera 971 del 23 giugno 2017, l'allegato A. Trovate tutto in rete, tutto pubblicato sul BUR, quindi, e qua poi vi daremo anche il materiale, faremo il fascicoletto del materiale. Attenzione sul discorso della SCIA unica, perché c'è una responsabilità importante in capo a chi gestisce, allo sportello che riceve la SCIA, perché questo soggetto ha l'onere di spedire subito alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, ma proprio subito deve farlo, perché queste
quando ci sono più amministrazioni coinvolte, i poteri inibitori non possono essere esercitati solo da una PA, ma ognuna deve mantenere la sua competenza. Quindi ognuna di queste amministrazioni ha il diritto di poter esercitare i suoi poteri inibitori. Allora come si fa quando gestisce uno? Lo sportello unico deve inviare subito la richiesta alle altre amministrazioni. Queste, se vogliono esercitare i loro poteri inibitori, devono farlo almeno con una proposta motivata. Attenzione, sempre proposta motivata, sempre dire io voglio dire di no per questi motivi, devo dire di no per questi motivi, quindi sempre il solito discorso, non no perché voglio dire no, ma dico di no perché ci sono queste motivazioni. E lo devo fare almeno 5 giorni prima della scadenza dei famosi 60 giorni oppure 30 giorni per la materia edilizia. Quindi l'amministrazione ha 55 giorni di tempo o 25 giorni nella materia edilizia per decidersi sull'eventuale esercizio dei poteri inibitori con una proposta motivata che va allo sportello unico che poi comunica. Però è chiaro che qui l'imputazione della decisione, anche se formalmente va allo sportello unico perché gestisce, ma deriva da chi ha deciso, dall'altra amministrazione che ha i poteri di decidere. Attenzione che vanno coordinate. Bisognava ovviamente salvaguardare le altre amministrazioni. La scia condizionata invece prevede l'indizione della conferenza di servizi e qui c'è un raccordo del legislatore con le norme di cui l'articolo 14 e seguenti. Silenzio assenso tra PA. Norma importantissima, nuova, introdotta dentro direttamente la legge 124 del 2015. Attenzione che questa è una norma speciale, è una norma che il Consiglio di Stato definisce a utilizzo orizzontale, cioè quindi vale nei rapporti tra amministrazioni, pluralità di amministrazioni decidenti. Quindi quando abbiamo una serie di amministrazioni che devono decidere, nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta, comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni e servizi, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il loro assenso entro 30 giorni. Decorsi i termini, si intende acquisito. Tra amministrazioni vale silenzio assenso, però attenzione, provvedimenti normativi o amministrativi di competenza delle amministrazioni. Ma questo di competenza vuol dire d'ufficio, di iniziativa d'ufficio delle amministrazioni, non su istanza del privato, perché abbiamo detto che questo è un silenzio che lavora in orizzontale tra amministrazioni. Se c'è un privato che richiede, non vale questa regola del silenzio tra PA, perché l'interesse del sotteso al provvedimento sostanziale è interesse del privato, mentre l'articolo 17 bis vale solo quando l'interesse è della PA, proprio della PA. Non so se vi è chiaro questo concetto, anche perché questo articolo 17 bis ha una regola fondamentale, importantissima, che è l'eccezione rispetto a tutti gli altri, perché questa norma, il comma 3, dice le disposizioni si applicano anche in caso in cui è prevista l'assenso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, beni culturali e della salute. Quindi anche per questi vale silenzio assenso, solo che hanno un po' di tempo in più. Se non è previsto un termine nel procedimento, hanno un termine comunque di 90 giorni. Quindi entro 90 giorni queste amministrazioni si devono esprimere. Quindi anche quelli che tutelano i cosiddetti interessi super sensibili, ambientale, paesaggistico, beni culturali, anche questi devono esprimere il loro assenso dentro la loro decisione, diciamo, dentro questo termine, altrimenti si considerano
consenzienti. Quindi anche questa è una rivoluzione nel panorama, perché addirittura superiamo diciamo, le prerogative tradizionali delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica, perché li consideriamo comunque consenzienti. È una novità e infatti viene chiamato proprio va circoscritto però questo caso. Non riguarda soltanto il caso delle pluralità di amministrazioni decidenti, non si applica in fase istruttoria, perché nella fase istruttoria si applicano invece gli articoli 16 e 17 che riguardano l'acquisizione di pareri dentro l'istruttoria del procedimento, quindi sono fattispecie diverse. Ed è importante ricordarsi che riguarda solo rapporti tra amministrazioni e procedimenti di iniziativa d'ufficio. Se un privato vi fa un'istanza, una segnalazione, una qualsiasi domanda e vi chiede di avvalervi di questa norma, voi gli dite di no, perché questa norma riguarda i miei procedimenti come PA, non riguarda quelli che interessano te come privato. Io avrei finito, credo, direi è l'una. Allora, avremo modo di approfondire altre poi situazioni e altri casi, intanto siamo arrivati fino a qua. E se ci sono domande eventualmente le affrontiamo nella casella. Grazie. Grazie all'avvocato Paglia e all'avvocato professor Marcello Francanzani. Ci hanno dato una lettura chiara, esaustiva e concreta del cambiamento introdotto in materia di SCIA. In particolare mi è piaciuto quanto ha rimarcato l'avvocato Paglia in questo ultimo frangente, il ruolo del SUAP, dello sportello unico punto di riferimento di tutti i procedimenti, che immediatamente si attiva con le altre pubbliche amministrazioni perché attivino quanto di competenza. Voi sapete che questo è quanto da sempre perseguiamo anche dal punto di vista tecnologico con la piattaforma, che ha fatto sì che anche nei confronti dei cosiddetti enti terzi noi ci si sia attivati per cercarli di farli sentire parte attiva nel procedimento unico che gira attorno allo sportello unico telematico. L'importante è, ed è stato ripetuto chiaramente, che ogni autorità coinvolta nel procedimento unico, anche è ribadito alla luce della SCIA unica, individua le responsabilità di ciascun attore che non vengono messe in discussione. È chiaro però che il perno è lo sportello unico, ossia questo punto, io lo chiamo sempre questo casello autostradale attraverso il quale arriva tutto, poi viene smistato per poi ritornare sempre allo sportello unico. Non è che il responsabile dello SUAP camerale e comunale si assuma responsabilità che non è tenuto ad avere, ma è sicuramente e deve essere l'unico riferimento e per l'imprenditore e quindi per il soggetto privato e anche il punto di riferimento per tutti gli altri attori pubblici che sono chiamati dal legislatore a intervenire nel procedimento unico. Per cui un grazie ancora ai nostri relatori e grazie a voi che siete qui presenti e a tutti i colleghi collegati in streaming. Grazie ancora e mi raccomando seguite il terzo modulo che sarà a Belluno il 24. Mi raccomando perché altrimenti perdiamo il filo. Grazie ancora a tutti. Grazie.